con la rassegna stampa è lunedì 17 giugno. La prima cosa da fare è andare sul sito di Radio Padania, radiopadania.org, e abbonarsi se non l'avete ancora fatto. È il primo bottoncino che trovate sulla home page, molto semplice, cliccate sopra e avete tutte le istruzioni per l'abbonamento con cadenza mensile per l'importo di 8 euro, che è la nuova forma di abbonamento alla nostra emittente. Quindi prima cosa da fare, se non l'avete ancora fatto, abbonarsi. 8 euro al mese credo sia un buon investimento per ciò che questa radio vi può offrire, vi offre, oppure avete la possibilità di fare una donazione per cifre diverse e scaricare la app per portarvi la radio ovunque tramite il vostro smartphone. Quindi radiopadania.org, prima cosa da fare durante la settimana. E per chi ancora non l'ha fatto, se avete qualcuno a cui suggerirlo, fatelo. Mentre diamo uno sguardo adesso alle agenzie, prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre su Salvini dagli Stati Uniti in Unione Europea, non solo per le briciole. Così l'agenzia ANSA riassume le parole di Matteo Salvini: faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole. Questo è il messaggio che Salvini intende dare all'amministrazione Trump durante la sua visita a Washington, durante la quale, ha spiegato Salvini, ragioneremo anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'Unione Europea. Da Washington Salvini ribadisce anche la volontà di realizzare la flat tax. Possiamo decidere come modularla negli anni, ma un taglio delle tasse ci deve essere assolutamente. Convinceremo l'Unione Europea con i numeri, la cortesia, altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso e l'Unione Europea se ne farà una ragione. Salvini parla poi di politica estera. L'Italia vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale, ha detto Salvini prima di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo. Tuttavia, precisa Salvini, sarebbe un errore strategico, sia commerciale sia geopolitico, allontanare la Russia dall'Occidente. Ancora da Washington, Salvini ribadisce, scrive l'agenzia ANSA, la volontà di realizzare appunto la flat tax, il taglio delle tasse ci deve essere assolutamente, ribadisce ancora l'agenzia ANSA in primo piano. Il secondo titolo è dedicato al caos procure. Pasquale Grasso si dimette da presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma rivendica la correttezza della sua azione, dice di fronte ai componenti del comitato direttivo dell'associazione. E poi a Hong Kong è libero il leader degli ombrelli gialli. Si unirà alle proteste, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Joshua Wong, uno degli studenti leader del movimento degli ombrelli, che per 79 giorni bloccò nel 2014 il centro di Hong Kong con una protesta pro-democrazia, è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna a 2 mesi di reclusione inflittagli per il ruolo avuto nelle manifestazioni. Wong, sorridente, è stato accolto da una folta delegazione composta da media e attivisti fuori dal carcere. Joshua Wong si unirà alla protesta scatenata dalla controversa legge contro le estradizioni in Cina, sostenendo la richiesta di dimissioni della governatrice Carrie Lam. Appena liberato dal carcere, ha affermato che Lam non è più qualificata per essere la leader di Hong Kong, deve dimettersi, farsi carico delle sue responsabilità, lasciare. Così l'agenzia ANSA in primo piano. E poi la cronaca è una maglia antifascista e gli rompono il naso a Roma. Aveva una t-shirt del Cinema America. Una vera aggressione squadrista è la denuncia. Poi ci sono i renziani del PD che vanno all'attacco. Contro Lotti fuoco amico, dice Maria Elena Boschi. Anche Rosato, manca una leadership, e Calenda propone governo ombra per marcare a uomo i ministri. E ancora dalla cronaca, dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, una figlia troppo occidentale, il padre tenta di darle fuoco, ha arrestato un marocchino nel Trevigiano dopo la denuncia della moglie, ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco perché aveva assunto un abbigliamento troppo occidentale. A salvare la vita alla ragazzina, una quindicenne di Arcade, Treviso, è stato solo il fatto che l'accendino del padre, di origini marocchine, l'uomo, residente da anni in Italia, si è inceppato. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la madre della giovane si è rivolta ai servizi sociali denunciando l'episodio. Madre e figlia si trovano adesso in un centro protetto. Nonostante la famiglia fosse da tempo in Italia, l'uomo, impiegato in un'azienda della zona, non tollerava che la figlia si vestisse all'occidentale. Dopo l'ennesima lite per la lunghezza delle maniche dell'abito della ragazzina,
L'uomo ha afferrato una tanica di benzina e l'ha cosparsa del liquido infiammabile la figlia, cercando senza riuscirci di darle fuoco, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. E poi torniamo alla politica con Alberto Bagnai che attacca dall'Unione Europea il rischio di un atteggiamento mafioso, dice il presidente della Commissione Finanze del Senato, l'economista Alberto Bagnai, appunto, senatore della Lega. In questo momento c'è evidentemente bisogno di creare un incidente che tenga l'Italia sotto un sostanziale potere di ricatto. Ti faccio la procedura se tu non accetti una serie di cose. A questo atteggiamento ricattatorio, mafioso, se dovessero evidenziarsi dinamiche di questo tipo, non dico che siano di questo tipo, ma se si dovesse vedere che l'attacco al nostro paese è pretestuoso, sono il primo a dire, ma lo farebbe senza che nessuno glielo dica, che il ministro Tria opporrebbe un fermo no, dice il presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnaia in mezz'ora in più. Anche questo poi nel corso della giornata lo risentiamo, l'intervento di Bagnai da Lucia Annunziata. Non penso di poter decidere da solo i destini del mio paese, ha detto ancora il presidente della Commissione Finanze del Senato, Bagnai, appunto, scientificamente non rinnego nulla di quello che ho scritto nelle sedi scientifiche in particolare, ma politicamente devo tener conto del contratto di governo che sto aiutando a realizzare. Un economista non può dire che l'euro sia una buona idea e nessuno l'ha detto tranne qualche fenomeno da talk show. Ma un politico deve fare altre cose, ha puntualizzato Bagnai. Per quel che ne so io, ad oggi sono fonti giornalistiche. Io in Senato sto molto bene, sto lavorando anche su temi europei. Non avrei né reticenze né ambizioni se mi verrà chiesto, ha detto Bagnai a chi gli ha chiesto dell'ipotesi di una nomina a ministro per gli affari europei. Oggettivamente nel governo si sono liberate alcune posizioni, ha spiegato ancora Bagnai, quindi a prescindere dal rimpasto ci sono un ministro, quello degli affari europei, e 2 sottosegretari che devono essere sostituiti e attribuibili all'area Lega. Sono entrato in politica non per affermare le mie idee, ma per mettermi a disposizione, così Bagnai durante la chiacchierata con Lucia Annunziata, mentre in Argentina e Uruguay blackout in 50 milioni senza elettricità. E poi ancora in primo piano, ma anche questo avremo modo di sentirlo in dettaglio, l'intervento di Amanda Knox al Festival della Giustizia Penale di Modena, Su di me, una storia falsa. Sentiremo integralmente l'intervento di Amanda Knox sui temi della giustizia e sui temi dell'informazione, giusto appunto. Peraltro, a proposito di giustizia, questa settimana avremo con noi in studio giovedì Azuz Marzouk, appena tornato in Italia. Ci può rimanere sotto determinati vincoli, ma comunque verrà a trovarci qua. Ci faremo una bella chiacchierata. Abbiamo invitato anche Selvaggia Lucarelli, Edoardo Montolli. Vediamo se accettano, e quindi ci facciamo una bella chiacchierata sulla scorta di quello che è un caso ancora ampiamente da affrontare, il caso della strage di Erba. Intanto brevemente vediamo anche l'ADN Kronos, adnkronos.com, che apre con il voto in Sardegna. A Cagliari avanti il centrodestra, Sassari verso il ballottaggio. Tra i sindaci eletti in Sardegna c'è un leghista, scrive l'ADN Kronos in prima pagina. Chi è il primo sindaco leghista sardo? Si chiama Tittino Sebastiano Cau, è il primo sindaco leghista della Sardegna, meccanico, agricoltore, 69enne, è stato eletto a Illorai, Sassari, uno dei 9 comuni dove si è rappresentata un'unica lista. Pur essendo militante del Carroccio, Cau si è candidato con una lista civica, Fermiamo lo spopolamento. A Illorai negli ultimi 10 anni è andato perso oltre il 15% della popolazione. Stiamo parlando di un paese di 849 abitanti. Tra i primi a complimentarsi con Cau, il segretario regionale della Lega Zoffili. A Illorai, piccolo centro del Goceano, festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau. È una grande soddisfazione per il movimento. Illorai, scrive Zoffili, è un paese simbolo della nostra azione politica, della nostra azione politica tra la gente di Sardegna. Dai 2000 abitanti degli anni 50, ora purtroppo ridotti a 850 residenti, festeggiamo, ha detto appunto Zoffili, il nostro primo sindaco leghista, meccanico e agricoltore. Con il nostro nuovo sindaco parte il progetto della Lega contro lo spopolamento dell'isola, con iniziative concrete che sottoporremo a tutti i sindaci sardi, al nostro governatore Solinas e al governo di Roma. Così Eugenio Zoffili.
Mentre, sempre per la politica, la missione negli Stati Uniti per Salvini e Trump che licenzia i sondaggisti. Le parole di Bagnai dall'Unione Europea, ricatto mafioso. L'ADN Cronos la lasciamo, andiamo brevemente all'AGI, agi.it. L'apertura è dedicata in primo piano al PD, torna la Maretta, Calenda si vergogna di aver chiesto voti, esclusi dalla segreteria varata da Zingaretti, i renziani evocano la scissione e rispondono agli attacchi interni contro Luca Lotti coinvolto nel caso Palamara. Si preannuncia una direzione del PD molto agitata. Poi come sono andate le elezioni in Sardegna, il centrodestra avanti a Cagliari, il centrosinistra in testa a Sassari, a Illo Rai, primo sindaco leghista, ma a vincere davvero è l'astensione. Per quanto riguarda Alghero, invece, il centrodestra dovrebbe avere sconfitto l'uscente sindaco Mario Bruno di centrosinistra in maniera molto massiccia, in maniera molto chiara, 53%, siamo a 50 sezioni su 53, se non vado errato, per quanto riguarda il comune di Alghero, che oltre a Sassari era il comune più popoloso. Qui il centrodestra col 53% avrebbe vinto al primo turno. Questo per quanto riguarda le elezioni in Sardegna. Tornando invece all'agenzia AGI, c'è poco da aggiungere rispetto a questi titoli, quindi andiamo a dare un'occhiata adesso ai profili Facebook, come al solito, ai profili Facebook di Matteo Salvini e dell'altro vice premier, ovvero il vice premier e capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. Un attimo solo che ci arriviamo, vediamo un po' di arrivarci con una certa celerità. Il computer non risponde, quindi in questo momento cerchiamo di aprire la pagina Facebook già preparata di Matteo Salvini, vediamo un po'. Intanto eccoci qui. Anche Salvini condivide la notizia che abbiamo appena dato a Illo Rai Sassari, primo sindaco della Lega in Sardegna, con un bel battimani da parte del segretario leghista. La Sardegna è il suo primo sindaco leghista, Tittino Cauda, Illo Rai, la foto dell'Unione Sarda.it. Poi da Washington 9 minuti, amici nottambuli dall'Italia, seguitemi. Sono 9 minuti di 6 ore fa, che poi avremo modo di riascoltare. Sentiamo solo l'inizio del discorso di Matteo Salvini. Anche su dossier delicati, penso ad esempio al Venezuela, penso ad esempio ai rapporti con la Cina, dove qui c'è anche grande attenzione a quelle che poi sono le posizioni italiane. Che l'Italia vuole tornare a essere il primo partner, il partner più importante nel continente europeo per la più grande democrazia occidentale, non solo per interessi economici e commerciali, ma anche per una comune visione del mondo, dei valori, del lavoro, della famiglia, della società, dei diritti. Quindi mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo e lo ribadirò con forza. Quali sono i punti che la mettono in comune, i punti che la accomunano con l'amministrazione Trump, e quali sono le cose che la dividono dal presidente americano? Beh, sarebbe troppo facile parlare di controllo dell'immigrazione e lotta al terrorismo islamico, e quindi attenzione all'Iran, attenzione. Avremo modo poi di sentire questi 9 minuti da Washington, spostati 6 ore fa da Matteo Salvini. Sono 2 i post d'apertura, appunto la Sardegna, il primo sindaco leghista, Illo Rai Sassari, e appunto Washington. Vi tengo aggiornati sul viaggio a Washington. C'è anche Andrea Camilleri contro Salvini: quando impugna il rosario mi dà un senso di vomito, ha detto lo scrittore. Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri, scrive Salvini. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di Padre Pio o San Francesco, potesse far vomitare o fosse sintomo di volgarità. Mentre anche a Ferrara, dopo 74 anni di sinistra, i cittadini hanno detto basta. Facciamo vedere questo video a qualche rosicone, dice Matteo Salvini. Ho votato PD, però credo che il ricambio in una democrazia sia giusto. Il PD deve mettersi a parlare alla pancia e al cuore della gente, cosa che non fa più da una vita. Ci voleva una svolta, per cui a me va benissimo. Volta e rivolta. Dal dopoguerra in poi qui a Ferrara governava la sinistra. Dopo 74 anni la città estense è passata alla Lega.
La svolta storica diventa realtà a mezzanotte di domenica. Il vincitore è lui, Alan Fabbri, leghista della Prima Ora, ex sindaco di Bondeno, un paesino della Bassa. Alan Fabbri ha vinto col 56,7%. Era nell'aria questa idea di cambiamento, però concretizzarlo ovviamente è stato difficile. Credo che oggi sia un risultato importante. Aldo Modonesi, il candidato del centrosinistra, assessore alla sicurezza della giunta uscente, si è fermato al 43,2%. Sicuramente c'è un'onda forte che è un'onda nazionale, poi sicuramente ci sono anche situazioni di natura locale. Cambiamento in atto! Anche i miei amici, che sono quasi tutti di sinistra, ragionevoli, hanno detto proviamo a cambiare dopo 70 anni e ci sta. La vittoria della Lega non nasce dal nulla, si intreccia con alcuni problemi che hanno scosso la città, dal fallimento della Cassa di risparmio al problema della sicurezza. Chi vive in questi quartieri dove sono radicati questi extracomunitari hanno avuto dei grossi problemi e io li capisco. L'extracomunitario lo condivido, sono d'accordo se viene qui per lavorare, per fare del bene, ma quelli che abbiamo qua, che sono qua solo per spacciare, no. Lei non lo vede questo problema degli extracomunitari? C'è, come dappertutto. Però io ho un cane, io giro alla notte o l'una e mezza per portarlo fuori anche e non mi hanno mai disturbato. Certo, se andiamo al GAD. Qui siamo al GAD, la zona che tanto ha fatto discutere a Ferrara per episodi di spaccio e di criminalità, e questi sono i famosi grattacieli del GAD. Questo è il bar di Rafael Elias, che si è candidato in queste elezioni. Ciao Raffaele. Ciao. Con che lista? Con la lista civica che appoggia la Lega. E come mai il sostegno di Fabbri? Perché? Perché è una persona che ho visto che ha la competenza, che può dare una risposta che abbiamo bisogno in questa zona. C'è bisogno di un investimento, c'è bisogno di sicurezza. Ho sempre votato il centro-sinistra, quindi E anche questa volta. anche questa volta, però il problema è che ce lo siamo un po' meritati. Il PD deve prendere delle posizioni chiare sull'immigrazione. Questa volta purtroppo la gente si è stancata. Era il servizio di Porta a Porta da Ferrara, ma diamo uno sguardo veloce a sto punto anche alla pagina Facebook di Luigi Di Maio. Vediamo con che cosa si apre nella pagina Facebook di Di Maio, con la relativa calma e con sangue freddo, perché per il momento non si apre proprio niente. Eccolo qua, stamani ho letto l'intervista del vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, sul salario minimo. Fatemi dire che è già un bene, scrive Di Maio sulla sua pagina Facebook, appunto. Fatemi dire che è già un bene, che cosa? Che è già un bene che si inizi a parlare finalmente di diritti dei lavoratori. Veniamo da un'epoca in cui i partiti, specie il PD, avevano dirottato il dibattito pubblico sull'abolizione dell'articolo 18 e sulla privazione dei diritti. Oggi possiamo invece dire di essere tornati a parlare di dignità del lavoratore, il che lo considero un grande passo avanti compiuto grazie al Movimento 5 Stelle e di una proposta di legge che, oltre ad aver inserito nel contratto di governo, abbiamo già presentato in Parlamento. Il salario minimo si farà perché è nel contratto, già esiste in molti paesi europei. Nella legge Catalfo 5 Stelle prevediamo di fissare per legge una soglia di almeno 9 euro lordi all'ora, al di sotto della quale non si può scendere. Contratti da 3 o 4 euro all'ora, come se ne vedono oggi, non saranno più consentiti, perché quella è schiavitù. Un piccolo imprenditore su un quotidiano del Sud si lamentava giorni fa di non riuscire a trovare personale per la stagione estiva, per questo dava la colpa al reddito di cittadinanza. È sempre colpa del reddito di cittadinanza, anche se scivoli dalle scale o ti macchi il vestito. Colpa del reddito. L'offerta dell'imprenditore erano 800 euro al mese per 8-10 ore di lavoro al giorno. 6 giorni a settimana su 7. Se fate un rapido calcolo siamo a meno di 3 euro all'ora. Ora capite perché non ha ancora trovato personale, scrive Di Maio sulla questione del salario minimo. E poi alcuni organi di stampa riferiscono che il tesoriere del nuovo PD, Zanda, lo stesso che ha avuto il coraggio di proporre un aumento degli stipendi parlamentari, recentemente avrebbe ricevuto una donazione di 15.000 euro dall'editore del gruppo L'Espresso, Carlo De Benedetti. Non so se sia vero, ci auguriamo tutti una smentita. Se lo fosse sarebbe grave che l'editore di uno dei principali quotidiani del paese, non solo, finanzi un alto dirigente di un partito politico, il PD. Poi vengono a parlarci di libertà di stampa, dai tempi di Berlusconi nulla è cambiato, ma ora
Ci pensiamo noi a dare una sterzata, una bella legge sul conflitto di interessi. È nel contratto, la porteremo in aula, così mettiamo un punto a questi intrecci tra partiti e uomini forti che si scambiano favori su tutto. Godetevi questo bel fine settimana di sole e avanti tutta, scrive Di Maio sulla sua pagina Facebook. Con questo lasciamo anche la pagina Facebook di Di Maio e diamo adesso uno sguardo ai quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera. Offensiva leghista su tasse, reddito e lavoro a termine. Renziani intanto all'attacco di Zingaretti, Boschi difende Lotti. Toghe nel caos, lascia il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questi sono i temi d'apertura del Corriere della Sera. Poi la cronaca da Roma, botte e testate a 4 ragazzi, via le maglie antifasciste per le t-shirt del Cinema America. Proteste in piazza con Jeremy Irons. Avete le magliette del Cinema America? Ma che siete antifascisti? 4 ragazzi di 20 anni sono stati aggrediti e feriti a Roma. Forse li stavano seguendo e con loro altri 7-8 ragazzi spuntati dai vicoli che si sono accaniti con spintoni, bottigliate, calci e pugni. Atto barbaro e vile, ha detto la sindaca Virginia Raggi. Ieri sera mobilitazione in piazza a Trastevere con centinaia di giovani con la maglietta del Cinema America. Questi sono i 2 argomenti. Poi c'è la Serie A, 2 storie che scuotono il mondo del calcio. Maurizio Sarri, dopo aver allenato Napoli e Chelsea, ha firmato un contratto di 3 anni con la Juve. E poi Francesco Totti, bandiera della Roma. Il calcio è sentimento, mettere in condizione Totti di lasciare la società, scrive Walter Veltroni, è come recidere quel sentimento. 2 storie che scuotono il mondo del calcio. 50 milioni al buio invece blackout in Argentina e Uruguay, si bloccano 2 centrali, 50 milioni di persone restano al buio. E sempre per quanto concerne la prima pagina del Corriere della Sera, c'è la lettera di Matteo Renzi che risponde all'editoriale del senatore a vita Mario Monti. Con noi l'Italia tornò a crescere, scrive Matteo Renzi, al quale non va giù che Monti abbia tracciato ieri sul Corriere della Sera, in un articolo, un parallelo ardito, scrive Matteo Renzi, tra il governo Salvini-Di Maio e quello che ho avuto l'onore di presiedere io. Comprendo la difficoltà di Monti di giustificare davanti agli occhi di chi lo stima il suo voto favorevole al DEF 2019 di Conte e il voto negativo al referendum costituzionale del 2016, quello perso da Renzi. Ma penso che sia davvero difficile negare la realtà per costruirne una parallela, scrive Matteo Renzi. Dagli 80 euro al lavoro l'Italia tornò a crescere. L'ex premier rivendica i risultati del suo governo. Il PIL è divenuto positivo, gli indici di fiducia sono saliti ai massimi, le tasse sono state abbassate, gli 80 euro sono stati finanziati con la spending review dell'onorevole Gutgeld. Davvero possiamo accettare, come sostiene Mario Monti, che la flessibilità ottenuta durante la presidenza europea 2014 sia un errore? Possiamo davvero rimpiangere l'austerità? Parlino i numeri. Con Monti l'Italia ha vissuto una profonda recessione. E poi la questione degli 80 euro. Questo provvedimento non è un provvedimento che Monti ama, capisco sia difficile capirne l'importanza per chi non ha problemi ad arrivare a fine mese. Sono soldi che derivano dalla flessibilità europea, come dice Monti, basterebbe controllare il calendario per capire che non è così. Abbiamo introdotto gli 80 euro nel marzo 2014, ottenuto la flessibilità europea nel gennaio 2015. Paragonare la nostra esperienza a quella di Salvini e Di Maio è sbagliato. Farlo dopo che uno ha votato a favore in Parlamento per il governo Salvini e Di Maio è quasi ridicolo. Con il suo gabinetto Monti ha fatto bene sulle pensioni, grazie al sacrificio personale di Elsa Fornero, si è fermato davanti alla riforma del mercato del lavoro, ha sbagliato ad alzare le tasse, insomma Monti pessimo, io ottimo, dice Matteo Renzi nella lettera al Corriere della Sera. Mentre c'è da segnalare ancora in prima pagina la rubrica Letti da rifare di Alessandro D'Avenia, intitolata oggi Dalla stessa parte mi troverai, il rito di passaggio, l'esame di maturità che inizia domani. Diventare adulti significa imparare a farsi carico del mondo. È l'assenza di senso e non di piacere che rende la vita insopportabile. L'esame di maturità in passato era percepito come il discrimine tra adolescenza ed età adulta, ma oggi più che una soglia è una formalità.
un rito di passaggio, così viene indicato l'esame di maturità, una di quelle fasi che segnano l'abbandono di uno stato di vita per entrare in un altro, celebrato con una cerimonia che corona il percorso di trasformazione. Sempre però rimanendo alla prima pagina del Corriere della Sera, il professor Angelo Panebianco si occupa di Matteo Salvini e dei nemici che lavorano per lui. Paradossi politici nell'articolo di fondo. Matteo Salvini al momento è in una botte di ferro, scrive Panebianco. Ci sono praticamente dappertutto persone che lavorano gratis per lui, pur sostenendo di essergli nemici e lanciandogli contro ogni giorno insulti e accuse. Qualche esempio: nella città in cui abito, i titolari e gli impiegati di quasi tutti gli esercizi di un particolare settore, non importa quale, hanno votato compattamente Lega sia alle politiche dello scorso anno che alle europee di qualche settimana fa. Si erano convinti che l'autorità pubblica avesse scelto di riservare un trattamento di favore agli esercizi di quello stesso settore gestiti da persone di altra nazionalità, non importa quale. Appariva evidente, per la verità, anche a chi non era direttamente coinvolto, che agli esercenti non italiani fosse stata concessa l'autorizzazione tacita, non scritta, di fare concorrenza sleale nei confronti degli italiani, i quali, a differenza dei primi, subivano continue ispezioni e multe salatissime per qualunque irregolarità, anche di infimo ordine. Oppure prendiamo il caso, di qualche tempo fa, dell'islamica che in un ospedale del nord non voleva che uomini, nello specifico il figlio e il coniuge, visitassero la signora italiana, presumibilmente cattolica, ricoverata nella sua stessa stanza. Quando le autorità dell'ospedale, anziché dire all'islamica «noi ti curiamo, ma tu devi accettare le nostre regole», scelsero di spostare in altra stanza l'italiana, stavano anche loro lavorando per Salvini, scrive Angelo Panebianco nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. La diffusione della notizia, presumibilmente, gli portò più voti di chissà quanti comizi. Prendiamo l'ultimissima. Salvini ha chiesto al Guardasigilli di investigare sulle eventuali irregolarità commesse da quel magistrato che ha messo subito fuori un non italiano colpevole, oltre che di altri reati, anche di pesanti molestie nei confronti di una poliziotta. La vicenda sembra costruita apposta per alimentare consensi alla Lega. Perché stupirsi quando si scopre che nei quartieri popolari, un tempo egemonizzati dalla sinistra, la Lega oggi è il partito più gettonato? Xenofobia? Razzismo? Ma. Ammesso e non concesso che sia davvero così, mai sentito prima il detto secondo cui il razzismo è lo snobismo dei poveri? Se ci solleviamo dall'aneddoto, dobbiamo renderci conto, scrive Panebianco, che l'unica possibile alternativa alle scelte di Salvini è una diversa politica dell'immigrazione. Non può essere invece il rifiuto di dotarsi di una qualunque politica, ciò che di fatto propongono i sedicenti nemici di Salvini, quando sostengono che bisogna accogliere chiunque si affacci. Ciò equivale a confondere la società aperta con una società senza confini, con una non società. Dire accoglienza, accoglienza e basta significa disinteressarsi dei vincoli, dei problemi di sostenibilità economica e sociale, delle questioni della sicurezza. Significa porre le basi per feroci guerre fra poveri. Significa innescare un processo che porta verso svolte autoritarie. Così come conduce allo stesso risultato imporre trattamenti differenziati a favore dei non italiani che qui risiedono. La politica della chiusura non può funzionare in un paese in declino demografico, che in quanto tale ha vitale necessità di manodopera straniera. Ma non può funzionare nemmeno la scelta di non controllare gli ingressi o di usare per i migranti, quali che siano il loro credo religioso, i loro usi, eccetera, trattamenti diversi da quelli riservati agli italiani. Nel precedente governo, scrive ancora Panebianco, poi proseguiamo dopo la piccola pausa. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, chiudiamo con il ragionamento del professor Angelo Panebianco nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Nel precedente governo, l'allora ministro dell'Interno Minniti impostò una politica dell'immigrazione che ebbe successo, scrive Panebianco, ma Minniti venne aggredito da tanti della sua parte politica, nemici, in nome dell'accoglienza, dell'idea di una politica dell'immigrazione. Difficile non porsi la domanda, ma perché lo fanno? Distinguerei due diverse categorie di sostenitori occulti di Salvini, quelli che non sanno di esserlo e quelli che lo sanno benissimo. I primi per lo più sono mossi da sentimenti religiosi, o meglio da una particolare interpretazione dei doveri pubblici che discenderebbero dal loro credo religioso. Detestano Salvini ma non si rendono conto di quanto i loro atteggiamenti lo favoriscano. Sono mossi da un'etica della convinzione, per definizione disinteressata alle conseguenze negative delle azioni da loro intraprese. Non sono disposti a riconoscere ciò che l'esperienza dimostra, ossia che è sempre di buone intenzioni che è lastricata la via dell'inferno. La seconda categoria, consapevole, dei sostenitori occulti di Salvini è composta da arruffapopolo, simili al loro nemico ufficiale. Costoro non mancano mai, sono il prezzemolo di ogni situazione pubblica. Sostengono Salvini fingendo di avversarlo. L'immigrazione è una scusa, essi hanno semplicemente bisogno di un nemico, e non qualsiasi, di un nemico che, almeno per un po', vinca o stravinca, è l'unico modo di cui dispongono per giustificare ai propri occhi stessi la loro presenza pubblica. L'esistenza del nemico vincente consente a costoro di arringare, di mobilitare un po' di persone sentendosi vivi e a loro volta vincenti. Quando si tratta di un materiale infiammabile, come l'immigrazione, conclude Panebianco, i costi di questi giochi per il paese possono diventare pesanti. Molti, compreso chi scrive, pensano che selezionare gli ingressi sia necessario, ma che chiuderli sia sbagliato. Pensano che, anziché ispirarsi alla massima, prima agli italiani, occorre imporre un'eguaglianza di trattamento per italiani e non italiani che vivano in questo paese. Però ciò che oggi viene contrapposto alla politica del governo non serve o è controproducente. Al momento, con nemici così, Salvini non ha alcun bisogno di amici, scrive Angelo Panebianco in prima pagina sul Corriere della Sera. Siamo veloci alle altre questioni di primo piano. Il primo piano è dedicato a politica e giustizia, scossa all'Associazione Nazionale Magistrati, via il presidente, così è iniziata la crisi delle toghe. Si dimette Grasso, al suo posto arriva il magistrato Poniz dalla Procura di Milano. C'è una gigantesca questione morale e di carrierismo. Colpita la corrente di magistratura indipendente, sono suoi 3 dei 5 consiglieri del CSM finiti nelle intercettazioni. L'inchiesta curata da Fiorenza Sarzanini. Riccardo, che fa? I tentativi di Palamara di chiedere aiuto al procuratore generale della Cassazione, l'incontro con Fuzio, poi le azioni disciplinari. Riccardo Fuzio, procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Ci sono centinaia di intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio Superiore della Magistratura, che danno conto dei colloqui tra il pubblico ministero Luca Palamara e altri interlocutori per la spartizione delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari, ma anche dei tentativi dello stesso Palamara di avere informazioni sull'inchiesta per corruzione avviata da Perugia nei suoi confronti. C'è anche la registrazione di un incontro col procuratore generale di Cassazione, Fuzio, che la scorsa settimana ha avviato l'azione disciplinare contro di lui e i 5 consiglieri del CSM che hanno partecipato alla riunione notturna in un albergo romano con i parlamentari del PD Luca Lotti e Cosimo Ferri per mettere a punto la strategia per garantire la maggioranza al CSM in vista del voto sul nuovo procuratore di Roma. La pace dentro il PD intanto è già finita. Durissimo attacco a Zingaretti, dei renziani esclusi dalla segreteria. Dice l'ex capogruppo Rosato: tutte scelte legittime, ma io non vedo una leadership. Il ritorno di Maria Elena Boschi, la resa dei conti nell'ex Giglio Magico, Boschi che difende Lotti ma lancia altri messaggi, scrive il Corriere della Sera. E poi voltiamo pagina e vediamo due interviste. L'intervista all'ex ministra della difesa Roberta Pinotti: basta veleni e stilettate, una scissione adesso sarebbe una vera follia, ci saranno altri incarichi e lì possiamo aprire
ad altri. Le parole di Maria Elena Boschi sul caso Lotti: tra i due c'è un legame anche di amicizia, quindi un coinvolgimento emotivo oltre che politico. E poi il renziano Roberto Giachetti: noi non restiamo fuori per sgarbo o per capriccio, deluso, non mi ero illuso, però siamo sempre PD come minoranza. Molto stimolante. Mentre rivoltiamo pagina e andiamo ai conti pubblici, l'agenda che sfida i 5 Stelle da parte della Lega, scrive il Corriere della Sera: la modifica del decreto dignità, la frenata sul salario minimo, Bagnai duro con l'Europa, no ad atteggiamenti mafiosi e ricattatori. L'agenda economica del governo è serrata, scrive il Corriere della Sera. Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera, la mette così: con l'Europa le questioni vanno dall'assegnazione all'Italia di un commissario economico al membro del board della BCE fino alla discussione sulle regole. Vanno ridiscussi indicatori come quello sul PIL potenziale, poi lo scorporo degli investimenti dal patto di stabilità. Fino ad oggi non si è riusciti a farlo in maniera esplicita. Si potrebbe provare facendo approvare dal Parlamento europeo un elenco di 100 grandi opere finanziate direttamente dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Ma il punto per Borghi è testare la volontà dell'Europa. Le nostre proposte sono costruttive, non per distruggere, ma se emergesse che, come qualcuno sospetta, è solo castigare i reprobi italiani, sarebbe un problema. E ieri il Presidente della Commissione Finanze del Senato Bagnai l'ha detta in maniera assai rude a mezz'ora in più, parlando di atteggiamento ricattatorio e mafioso da parte dell'Unione Europea. Dunque, l'agenda che sfida i 5 Stelle è l'estensione della flat tax, sconti per famiglie numerose, la questione della paga oraria, i dubbi della Lega sui costi per le imprese e poi la spinta alle autonomie regionali e le assunzioni tempo determinato più flessibile. A fine giugno la Commissione Lavoro della Camera comincerà a discutere un disegno di legge presentato dalla Lega che modifica alcuni punti del decreto dignità, il provvedimento voluto dai 5 Stelle per limitare il ricorso ai contratti a termine a vantaggio di quelli a tempo indeterminato. Il decreto dignità aveva reintrodotto le causali, l'indicazione del motivo per cui si usa il contratto a termine invece di quello a tempo indeterminato, obbligo che scatta in caso di proroga dopo i primi 12 mesi che invece non prevedono questo vincolo, sempre in caso di rinnovo, in caso cioè di un secondo contratto vero e proprio, anche più corto di un anno. Dopo un primo periodo transitorio, il decreto dignità è pienamente in vigore, ha fatto registrare una diminuzione dei contratti a termine, un aumento di quelli a tempo indeterminato, ma ha fatto salire anche il ricorso al turnover. Alla scadenza di un contratto a termine, le aziende hanno in alcuni casi preferito assumere una persona nuova, sempre con contratto a termine, invece di trasformare il rapporto di lavoro esistente in un contratto a tempo stabile. La proposta della Lega interviene su questo, stabilendo che i contratti collettivi più rappresentativi possano indicare ulteriori condizioni che consentano di fare ricorso a contratti a tempo determinato. Insomma, una correzione importante. A proposito di lavoro, poi c'è sul Corriere della Sera l'intervista al sottosegretario leghista Durigon: cambieremo i contratti, giù le tasse sul lavoro, ma non c'è una fase 2 del governo. Alla fine non ci sarà una procedura di infrazione e nemmeno una manovra correttiva. Non c'è nessuna fase 2. Le europee, questo non vuol dire che ci sia un cambio di rotta nel governo. Stiamo studiando una serie di interventi, andremo avanti d'intesa con gli alleati del Movimento 5 Stelle, dice Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro dopo lunga carriera da sindacalista nell'UGL. La Lega ha presentato un disegno di legge che modifica il decreto dignità. Non vogliamo smontare nulla, dice Durigon, il nostro intervento non va contro il decreto dignità, che ha fatto un bellissimo lavoro portando a un incremento dei contratti a tempo indeterminato. La proposta ammorbidisce la stretta sui contratti a termine, affidando ai contratti collettivi la possibilità di definire nuove causali. Innanzitutto, dice Durigon, si tratta di un disegno di legge parlamentare. In Parlamento si troverà la sintesi e poi non si tratta di fare marcia indietro, quel provvedimento ha funzionato benissimo, si può intervenire su alcune piccole zone d'ombra che si sono manifestate dopo un anno. C'è stato un leggero aumento del turnover rispetto alle stabilizzazioni. In alcuni casi, alla fine di un contratto a termine, le aziende hanno preferito prendere un'altra persona, sempre con contratto a termine, piuttosto che trasformare quel rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Su questo punto si può intervenire, affidando alla contrattazione più rappresentativa l'individuazione delle formule migliori per poter utilizzare ancora
il lavoro flessibile. Quanto al salario minimo per legge, 9 euro lordi all'ora, Confindustria e sindacati non sono d'accordo. Il salario minimo, dice Durigon, è un elemento interessante per sostenere il reddito dei lavoratori, ma non può diventare un costo aggiuntivo per le imprese, che già faticano a star dietro alla concorrenza. Come si fa ad aumentare i salari dei lavoratori e non i costi delle aziende? Si può fare, dice Durigon, il salario minimo deve andare di pari passo al taglio del cuneo fiscale, cioè delle tasse sul lavoro. In questo modo è possibile far salire la busta paga del lavoratore senza aumentare i costi delle imprese. Da dove si prendono i soldi, visto che si vuol fare anche la flat tax e fermare l'aumento dell'IVA? Troveremo il modo, c'è un'intera legge di bilancio da scrivere, ma le discussioni su salario minimo e taglio del cuneo fiscale devono andare in parallelo. Correttivi invece per quota 100 non ce ne sono, su questo punto non c'è nulla da cambiare. Poi c'è la questione del reddito di cittadinanza, mancano le norme antidivano sui controlli per la residenza, sui lavori di pubblica utilità. Manca ancora qualche pezzo per l'attuazione completa, ma tutto sommato è normale, dice Durigon. Intanto abbiamo dato una prima risposta a queste persone in difficoltà, poi le tessere del puzzle andranno a posto. Così Durigon sul Corriere della Sera. Mentre Di Battista accusa Di Maio lo gela, non ho letto, mi occupo di altro, ha detto Di Maio nel libro dell'ex parlamentare, giudizi sferzanti, siamo troppo moderati, abbiamo paura della Lega, di prendere posizioni scomode, di sembrare politicamente scorretti. Ma Di Maio gela Di Battista. E infine la pagina dedicata alle comunali. Nel frattempo però sono arrivati praticamente anche tutti i risultati, li vediamo sinteticamente. In provincia di Sassari, come è andata del capoluogo, siamo ancora a 99 sezioni su 136, comunque c'è un testa a testa, si andrà probabilmente al ballottaggio tra la lista del PD e un insieme di liste civiche. Fuori dal ballottaggio invece sembrerebbe essere il candidato sostenuto da Lega e Centrodestra, Mariolino Andria. Mentre sempre rimanendo quel di Sassari abbiamo il Lorai, dove appunto c'è il primo sindaco leghista, Tittino Sebastiano Cau. Fermiamo lo spopolamento e la sua lista, avremo modo di conoscerlo. L'altra città rilevante è Alghero, dove il centrodestra con la Lega ha vinto al primo turno con il 53,1%. Mario Conoci, sindaco, sconfigge Mario Bruno, sindaco uscente, sostenuto dal PD e dal centro-sinistra. Per quanto riguarda l'altra partita rilevante, quella di Cagliari, in questo momento siamo a 151 sezioni su 174, 50,5% per il candidato di Lega Centrodestra, Paolo Truzzu, 47,44% per Francesca Ghirra, PD Centrosinistra. Ci sono ancora più di 20 sezioni da scrutinare in quel di Cagliari. Testa a testa a Cagliari, scriveva stamattina il Corriere della Sera, e in primo piano sulla DN Cronos in questo momento c'è anche appunto il focus sulle elezioni, ma come dicevamo avremo tra poco il quadro definitivo. Comunque i dati rilevanti sono questi qua che abbiamo visto. Sassari verso il ballottaggio, primo sindaco sardo del Carroccio a Illorai, testa a testa a Cagliari, dove ancora c'è un testa a testa, sono una ventina di sezioni da scrutinare tra centrodestra e centrosinistra. Ma a proposito di Lega, vi segnalo adesso rapidamente il Foglio di oggi, che se ne esce con una controcopertina tutta dedicata ai mini bot. Il Foglio mini bot, questi sono i mini bot emessi dal Foglio. Ci sono i mini buoni del tesoro con Luciano Moggi, con tanta altra bella gente. Questi sono i mini bot emessi dal Foglio, uno strumento molto utile a costo zero per immettere liquidità e rilanciare l'economia. Sono titoli con un valore nominale pari all'euro, spendibili in tutta Italia e nel mondo per qualsiasi tipo di transazione con le persone e le società che decidono di accettarli, scrive il Foglio, involtolandosi in questa controcopertina. Per far comprendere la portata innovativa di questo strumento, il Foglio li ha dedicati ad alcune delle menti italiane più semplici e geniali. Come funzionano i mini bot del Foglio? Basta ritagliarli e utilizzarli insieme o in alternativa all'euro. C'è da pagare un conto da 40 euro? Si può provare a dare 40 mini bot del Foglio, oppure 20 euro e 20 mini bot. Volete fare una donazione a un movimento politico o a un partito no euro che detesta le banconote firmate da Draghi? Fatela con i mini bot del Foglio. Il successo di questa operazione rivoluzionaria dipende dal grado di fiducia
delle persone. Se tutti decideranno di crederci, allora varranno esattamente come gli euro. Se nessuno li accetta e li considera carta straccia, nessun problema. Possono sempre essere usati per ottenere uno sconto del 30% su un abbonamento al Foglio. Basta andare sul sito ilfoglio.it, sezione abbonamenti, inserire il codice Il Foglio Minibot, così sul controcopertina del Foglio di oggi. Mentre stiamo già uscendo dall'euro, è il titolo del pezzo di Luciano Capone e Carlo Stagnaro sul Foglio di oggi, dalle dichiarazioni incendiarie contro le regole europee alla proposta di una BCE come bancomat del governo, dall'oro della Banca d'Italia ai mini bot. La prospettiva di un Ital exit sulla carta è fallimentare, ma la Lega sta facendo di tutto per renderla possibile. Un'inchiesta sul piano B. Borghi a fine 2017 disse: sto cercando di scomporre la questione dell'uscita dall'euro in ingredienti che possano essere condivisi. Una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali, contraria alla necessità dell'Italia. Così recitava il programma della Lega. Un piatto da preparare, un ingrediente dopo l'altro, l'Italexit. A sorpresa, il primo, utile anche per la complicità del Movimento 5 Stelle, sta nel reddito di cittadinanza. C'è un precedente greco, scrivono Luciano Capone e Carlo Stagnaro sul Foglio. La mozione del moderato Giorgetti nell'ultimo congresso federale della Lega 2017 proponeva uno smantellamento concordato della zona euro. Come misura estrema non resterà che l'alternativa di un negoziato bilaterale tra Italia e Unione Europea ricorrendo alla clausola di rescissione. Quando la Grecia nel 2015 si trovò a un passo dalla sovranità monetaria, il piano ideato dal ministro Varoufakis faceva perno sulla creazione di un sistema di pagamenti parallelo a quello ufficiale. Nuova valuta con un semplice click al computer. Parole simili ha usato Borghi in un tweet qualche giorno fa. La proprietà delle riserve auree, che una mozione della maggioranza vorrebbe spostare dalla Banca d'Italia allo Stato, la proposta di titoli di Stato di piccolo taglio, una maniera subdola di introdurre fintamente un'altra moneta, spiegava Borghi nel 2012. Come si può pensare che sia qualcosa che non vogliamo fare? I mini bot, espediente per uscire in modo ordinato, una specie di ruota di scorta, diceva Borghi nel 2017. Metteremo in circolazione una moneta stampata e prodotta dallo Stato, così quando a qualcuno venisse l'idea di bloccare gli euro avremmo già in circolazione una moneta che può diventare la nostra. Prima di prendere atto che quella dell'Italexit è prospettiva fallimentare, l'Italia potrebbe tuttavia subire conseguenze pesanti in termini di costo di finanziamento del debito pubblico, accesso al credito da parte dei privati, scelte di investimento di famiglie e imprese e quindi occupazione e crescita. Così il Foglio, che decide di affrontare la questione dell'euro, mentre su Italia Oggi c'è la foto di Alberto Bagnai per un'altra questione. Italia Oggi 7, il suo direttore Marino Longoni si occupano del Sud paradiso fiscale. Secondo la Fondazione Consulenti del Lavoro, la flat tax al 7% può attrarre pensionati esteri e contribuire al rilancio dei consumi in 2.355 comuni: Amalfi, Capri, Taormina, Vieste, Santa Teresa di Gallura, Alberobello. Saranno questi il sogno di una moltitudine di anziani di tutto il mondo? Non è da escludere, perché ora all'incanto dei luoghi si è aggiunta un'interessante variabile fiscale che li ha trasformati in potenziali paradisi fiscali. Tutto nasce con una norma che il senatore Alberto Bagnai, leghista, è riuscito a far inserire nella legge di bilancio 2019 e consente a chi è residente in uno dei 98 paesi con i quali l'Italia ha stipulato un accordo contro le doppie imposizioni, tra questi quasi tutti i paesi europei, di trasferire la residenza in Italia, dove per 5 anni potrà pagare un'imposta pari al 7% dei redditi dichiarati o in alternativa un'imposta in misura fissa pari a 100.000 euro all'anno, ovviamente sostitutive di tutte le imposte sui redditi che avrebbe dovuto versare nell'ex paese di residenza. L'agevolazione fiscale è applicata anche a cittadini italiani purché residenti all'estero da almeno 5 anni, quindi emigranti che desiderano tornare in Italia. Ma vale soltanto per chi decide di trasferirsi in uno dei 2.355 comuni del sud con meno di 20.000 abitanti. L'obiettivo è quello di ripopolare borghi che, altrimenti, a causa della denatalità, dell'emigrazione, della scarsità di prospettive economiche, rischiano la desertificazione. Nuovi residenti
soprattutto se dotati di pensioni o patrimoni medio-alti, significa dare nuova linfa al settore immobiliare, ai servizi, al commercio e così via. In pratica, chi ha una pensione estera potrà fare questa scelta. Non si tratta di un'idea particolarmente originale, anzi, scrive Longoni, sembra proprio essere una copia di un'analoga iniziativa avviata 10 anni fa dal Portogallo con risultati molto interessanti. Il Portogallo ha offerto a chi si trasferisce lì un'esenzione fiscale completa per 10 anni. In questo modo ha attratto in pochi anni 80.000 pensionati, tra questi 5.000 italiani. Non c'è solo il Portogallo, la competizione fiscale per attrarre ricchi stranieri è affollata. La Bulgaria offre esenzione totale, così il Sudafrica, Cipro il 5%, la Romania il 10%. Bisogna considerare che tutti questi paesi hanno un costo della vita molto inferiore a quello italiano. In Portogallo è più basso del 26%, in Sudafrica del 35%, a Cipro del 24%, in Romania addirittura del 43%. La variabile fiscale è quella legata al costo della vita, soprattutto a una certa età, non sono le uniche prese in considerazione. Importanti sono il clima, le bellezze naturali e artistiche, l'accoglienza da parte dei residenti, la disponibilità di cure mediche e la sicurezza. Resta il fatto che da qualche anno si stanno costituendo in diverse località del globo comunità di connazionali in pensione che cercano di mettere a profitto questi fattori. Ci sono addirittura agenzie che supportano chi ha deciso di trasferirsi all'estero. La detassazione introdotta in Italia deve confrontarsi con concorrenti agguerriti, ma se è vero che il trattamento concesso dal fisco italiano non è il più conveniente in assoluto, è anche vero che il bel paese dispone di attrattive uniche al mondo, tanto da poterlo collocare in cima alla lista dei desideri dei ricchi cinesi, russi, americani o tedeschi. Non è escluso che nel giro di qualche anno misure come questa riescano a rivitalizzare borghi del sud destinati allo spopolamento. Ci vorrà tempo. Anche lo sconto fiscale concesso dal Portogallo, scrive e conclude Marino Longoni, ha dato i suoi frutti a distanza di qualche anno. Tuttavia, una misura analoga, come quella del cosiddetto rientro dei cervelli, ha già prodotto risultati interessanti. La norma si proponeva di agevolare il rientro dei lavoratori di alto profilo grazie alla detassazione del 70% dei redditi prodotti in Italia. È stata utilizzata nel 2017, quando lo sconto fiscale era inferiore da 3.700 persone, per un ammontare medio lordo di 126.000 euro di reddito. Sarebbe un bel paradosso se una disposizione fortemente voluta da un senatore leghista eletto in Abruzzo riuscisse a rivitalizzare il tessuto economico del Sud più di quanto ha fatto negli ultimi 50 anni, più di quanto fatto negli ultimi 50 anni dalle tante casse per il Mezzogiorno. La misura che ha già avuto successo interessante, sottolinea Longoni, è quella del cosiddetto appunto rientro dei cervelli, agevolare il rientro dei lavoratori di alto profilo grazie alla detassazione del 70% dei redditi prodotti in Italia. È stata utilizzata questa misura da 3.700 persone. Con questo lasciamo Italia Oggi. Uno sguardo lo diamo anche alla Gazzetta del Mezzogiorno, perché c'è un altro comune, Potenza, dove è sbarcata la Lega soppiantando la sinistra, il primo capoluogo del Sud in mano al Carroccio. Il segretario regionale è di Mantova, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Il nuovo sindaco ha promesso di Potenza, in Basilicata, che si occuperà di temi ambientalisti, battendosi contro il petrolio e l'eolico selvaggio. In Consiglio regionale è anche sbarcata la giovane leghista Donatella Merra, che ha preso quasi 2.000 voti. Nel rione Lucania, 910 preferenze al ballottaggio, oltre 800 al Bucaletto. Il vero feudo è Giarrossa, dove è stato sfiorato l'85%. È come se la storia si fosse capovolta, con i piemontesi e i Savoia nati all'ombra dei calanchi lucani e i briganti fossero gli stranieri. Potenza, la culla del doroteismo democristiano prima e del centro-sinistra litigioso poi, premia il vessillo di Alberto da Giussano. Ed è la prima grande città del Mezzogiorno a spalancare le porte al Carroccio. La Lega risulta determinante anche per la vittoria del centrodestra con Vito Bardi alla Regione. Può bastare l'idea di fondo che anima il partito di Salvini, l'autonomia regionale, a spiegare questo successo? In parte sì, perché uno dei sentimenti diffusi tra l'elettorato è che Roma porti a casa il meglio di questo territorio, le risorse legate a petrolio e acqua, e lasci nel Texas d'Italia inquinamento e malattie.
Anche Potenza, dunque, lo sbarco della Lega che soppianta la sinistra, scrive il Corriere della Sera, o meglio la Gazzetta del Mezzogiorno in questo caso. Noi torniamo brevemente al Corriere della Sera per la pagina degli esteri. Per l'assassinio del politico tedesco arrestato un estremista di destra. 2 settimane fa Walter Lübcke, esponente della CDU Cristiano Democratico, è stato trovato morto nel giardino di casa, assassinato con un colpo di pistola. Presidente del distretto di Kassel, era molto conosciuto, nemico dell'ultradestra, aveva difeso i diritti dei migranti, ricevuto minacce di morte. Tradito da una traccia di DNA, questo estremista di destra. Si rafforza l'ipotesi che il prefetto di Kassel sia stato vittima di un omicidio politico. Sarebbe stato un 45enne ex militante di destra a sparargli. Ma sempre dal Corriere della Sera, brevemente dalle pagine di cronaca, c'è da segnalare un'altra vicenda che invece ci porta a Napoli. L'ultimo biglietto del professore suicida, un docente accusato di abusi da 2 quindicenni, un messaggio alla famiglia: si è suicidato, il dolore di colleghi e allievi. Ora che il professore del Giambattista Vico, accusato di aver avuto rapporti con 2 ex allieve non ancora quindicenni, si è ucciso, non ci sarà mai più verità giudiziaria su questa vicenda che ha sconvolto la vita di almeno 3 famiglie e un'intera comunità scolastica. Sempre poi dal Corriere della Sera, la mia Mariam, altra vicenda di cronaca, uccisa dalle bulle, una sentenza vergognosa, condannate a 8 e 12 mesi le autrici dell'omicidio, l'ira del padre. Il tutto accade a Londra. Mariam Mustafa, nata a Ostia, il 20 febbraio 2018 viene pestata a Londra da 6 ragazzini. In poche ore finisce in coma irreversibile, muore dopo 20 giorni. Non c'è giustizia, neanche dopo la sentenza pronunciata dalla Corte di Nottingham, che ha condannato per omicidio colposo 2 delle 6 bulle che hanno aggredito la 18enne di Ostia. Maria Fraser, 20 anni, è stata ritenuta colpevole, ma le sono stati inflitti appena 8 mesi. All'altra 18enne 12 mesi in una comunità. Le altre 4 che hanno partecipato al pestaggio aspettano ancora un verdetto che arriverà a giorni. Ma il padre della ragazza, Mariam, appunto, è furibondo. Intanto vi segnalo, per concludere, dal Corriere della Sera un tema di cui oggi si parlerà a Milano nell'ambito della Milanesiana, un tema che è quello relativo al federalismo di Cattaneo. Carlo Cattaneo, un padre d'Italia ancora attuale. C'è oggi alle 18 alla Fondazione AEM di Piazza Po a Milano, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, un incontro al quale partecipano diversi soggetti, compreso Stefano Bruno Galli, l'assessore alla cultura della regione Lombardia, e ci sono Alberto Martinelli, politologo, Carlo Lacaita, segue anche una lettura di Moni Ovadia. Ma lasciamo appunto il Corriere della Sera, brevemente dal cronaca del milanese del Corriere della Sera. Rapina con armi alla gola, presi 17enni in via Mosebianchi a San Siro, la vittima si rifugia in un bar, fa arrestare gli aguzzini, tutti e 3 la stessa età, 17 anni, uno la vittima, gli altri 2 gli aguzzini. Sabato scorso, 20 minuti alle ore 17, via Mosebianchi, piazzale Zavattari, zona della vecchia fiera, la coppia di bulli, un ragazzo di origini cinesi e uno di origini marocchine, che cammina in cerca di una preda. Nella tasca degli aguzzini un coltello viene estratto, lo avvicinano al volto di un coetaneo italiano che stava rincasando, lo minacciano di morte, gli chiedono il portafoglio e il cellulare, se no gli tagliano la gola con la lama, dicono i bulli. La vittima mantiene la calma, lascia trascorrere secondi preziosi per studiare la via di fuga, incrocia con lo sguardo un bar non lontano, si mette a correre, dentro il bar chiama le forze dell'ordine. Gli aguzzini erano a loro volta scappati, ma la prima volante della polizia li ha trovati, accompagnati al carcere Beccaria. Queste bande di ragazzini di origine straniera ci sono anche a Cremona, sempre di più, come scrive anche il quotidiano locale, appunto la provincia di Cremona. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. L'anticiclone si distende dall'Atlantico fino all'Italia con tempo soleggiato e caldo. Nel corso della settimana l'alta pressione si sposterà gradualmente verso est con progressiva rotazione dei venti in quota da sud-ovest che diventeranno quindi più umidi con aumento dell'afa e della tendenza temporalesca. Vediamo intanto le previsioni per oggi. Soleggiato con nuvole irregolari di primo mattino in rapida dissoluzione. Dal pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui monti che potrebbero portare rari temporali di calore in serata sulla Valtellina. Altrove sarà asciutto, le temperature massime comprese tra 29 gradi delle Prealpi fino a 32-33 della bassa padana. In montagna molto caldo, zero termico attorno a 3700 metri. La previsione per domani, martedì, sempre soleggiato e caldo, e sempre nuvole cumuliformi nel pomeriggio sui monti con locali temporali di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi e sulle Prealpi, altrove probabilmente asciutto. Le temperature in leggero aumento, potremmo raggiungere i 33 gradi sulla bassa pianura padana. Per la giornata di mercoledì, sempre soleggiato, caldo che però diventerà un po' più afoso. Solite nuvole cumuliformi nel pomeriggio sui monti con temporali che potrebbero in questo caso estendersi in serata anche alle Prealpi e all'alta pianura. Temperature massime sempre comprese tra 29 e 32 gradi. Per la tendenza degli ultimi giorni della settimana, giovedì e venerdì, sempre soleggiato e caldo afoso. Sulle Alpi aumento della possibilità dei temporali che localmente saranno in estensione in serata fin sull'alta pianura, soprattutto sul nord-ovest, quindi sul Piemonte e sulla Lombardia di nord-ovest, Varesotto, Canton Ticino e Lario. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Allora, torniamo ai quotidiani di oggi con un'altra notizia di cronaca nera. Coltellate alla festa del paese, siamo a Veniano, in provincia di Como, ucciso a 25 anni. Viveva con i genitori, c'è un sospettato. Gli amici hanno raccontato di averlo visto andare verso un'area buia del parco municipale dove c'è una fontanella e dove probabilmente doveva incontrare qualcuno. Hans Junior Kruppe, 25 anni. Dopo pochi secondi, fuggi, a terra il corpo del quindicenne. Fatale sembra una sola profonda coltellata al fianco. Sarebbe stato colpito per futili motivi, secondo i carabinieri. Il delitto a Veniano durante la festa del paese. Lasciamo il Corriere della Sera. Da Repubblica, in cronaca milanese, una chiacchierata con Walter Veltroni che dice che oggi è Milano, il modello di città aperta, ha saputo sfruttare l'Expo per unire il tessuto urbano. Sarà sempre di più il faro italiano che guarda all'Europa come lo era la Roma del 2000. Sala, il sindaco, dimostra che si può amministrare al meglio anche quando al governo ci sono forze politiche schierate sul fronte opposto. Walter Veltroni presenta il suo libro domani a Milano,
Il libro si intitola Roma, storie per ritrovare la mia città. Mentre il giornale si occupa in cronaca milanese di un nuovo blitz in Viale Puglie, al mercato delle pulci e della roba rubata, anche 49 kg di salami tra la merce sequestrata. Gli oratori che lanciano la sfida, no ai telefonini nei centri estivi. Emergenza educazione, scuola finita, le parrocchie mettono al bando bullismo e cellulari. Da Torino invece i vertici 5 Stelle puntellano Chiara Appendino, non può cadere, dopo l'avviso di garanzia per peculato la sindaca rassicura i suoi, a Roma sono tranquilli, ma i 5 Stelle torinesi sono tiepidi, dice di potersi discolpare, ci fidiamo, giusto cacciare quello che è stato il suo collaboratore Pasquaretta, per il quale è finita la sindaca indagata, ed è la terza indagine su di lei dopo Piazza San Carlo e l'indagine per falso e abuso d'ufficio in relazione al bilancio 2016 nell'ambito dell'inchiesta sull'area ex Westinghouse per presunto debito fantasma di 5 milioni verso la Ream, partecipata della fondazione CRT, che aveva acquisito il diritto di prelazione sull'area scomparsa dal bilancio 2016. L'indagine era stata aperta dopo un esposto dei capigruppo di opposizione. Mentre troppe vittime di errori come me e Amanda Knox, dice Raffaele Sollecito in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, dopo essere stato assolto per il delitto Kercher, nessuno mi ha chiesto scusa. Polemica col PM Magnini. Un magistrato che ha buttato in galera innocenti poi assolti non dovrebbe più esprimersi in maniera così tranchant. Rimanendo alle cronache locali, poi, dalla prealpina di Varese, crisi nel paese dei Rossetti, siamo a Porto Valtravaglia, preoccupati per la situazione Inca, in zona 1 su 10 lavora nel settore. Una nuova crisi aziendale, il luinese trema, stavolta tocca a Porto Valtravaglia, dove la Inca, attiva nel packaging della cosmesi di lusso, Rossetti e Profumi in particolare, ha chiesto il concordato in continuità. Metà della gente del paese lavora lì, spesso intere famiglie, dicono i residenti. La notizia sta facendo discutere, rilancia il tema delle difficoltà di un'intera zona che ha pagato caro il prezzo di chiusure e licenziamenti. Mentre dalla provincia di Como arriverà Obama sul lago di Como, andrà a far visita all'amico George Clooney, la visita farà la storia, sarà come con Churchill che frequentò il Lario. Obama e la sua famiglia all'aglio, un'emozione che lascia l'impronta nella storia, uno stimolo per il turismo. Sul lago di Como, scrive la provincia, mentre la provincia di Cremona ci porta su 3 temi. Ancora uno, un quindicenne di Crema ubriaco finisce in ospedale, è il quinto in pochi giorni. E poi il branco che fa paura, una baby gang di ragazzini di origine straniera che spadroneggia in Viale Po, una raffica di aggressioni con segnalazioni sui social, ma anche un terzo tema preoccupante, la povertà, a rischio un bimbo su 4, la denuncia di Save the Children, in provincia di Cremona migliaia di minori corrono il pericolo dell'esclusione sociale, 1 su 10 vive già ora in condizioni precarie, il dato è leggermente migliore di quello della Lombardia, 14%. La situazione della provincia è migliore di quella nazionale, in linea con quella regionale, ma il dato ugualmente è allarmante. Il 22,8% dei minori residenti è a rischio povertà. 1 su 10 vive già in condizioni critiche. La stima è di Save the Children. L'organizzazione umanitaria valuta anche i pesanti divari fra le regioni italiane. La Sicilia, dove il rischio di povertà relativa è addirittura del 56%, Calabria 49%, Campania 47%, mentre in Friuli ed Emilia Romagna si scende al 14,9% e al 15,8%. Di pari passo la distribuzione dei servizi ai minori, che dimostra come i maggiori rischi si corrono dove mancano le opportunità di strutture. Tutto questo in un contesto internazionale in cui l'Italia è il paese delle culle vuote, siamo il secondo più vecchio del mondo, con una bassissima natalità. Con questo lasciamo anche la provincia di Cremona. Dalla provincia di Lecco invece l'emergenza non è finita, non dimenticatevi di noi, da Dervio alla Valsassina tutti a spalare, non facciamo fuggire le aziende dai monti, tantissime le persone al lavoro per liberare box e cantine dal fango dopo l'inondazione, si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà. L'Arena di Verona invece ci mette in primo piano un allarme veronese, ma non una solo veronese, ovviamente, truffe agli anziani, 8 al giorno, aumentano rapine, raggiri, frodi telematiche, in un anno presentate 3.000 denunce. L'ufficio studi di Confartigianato ha analizzato i reati compiuti ai danni della terza età, mentre l'Eco di Bergamo si occupa di un polo da 1.000 posti di lavoro nella bassa bergamasca, l'area è di Caravaggio, un investimento industriale da 100 milioni
per i prossimi 3 anni, 428.000 metri quadri, 120.000 destinati ad aree verdi, piste ciclopedonali, parcheggi, 310.000 su cui verranno costruiti complessi industriali, artigianali e commerciali. Nell'ottica della mobilità green è il progetto sostenuto da Banca di Credito Cooperativo che sta per partire a Caravaggio, in via Panizzardo, un'area compresa fra la ex statale Padana Superiore e la provinciale 185 Rivoltana. Sono stati previsti spazi per 25 aziende, un investimento che dovrebbe sfiorare 100 milioni di euro per i prossimi 3 anni, per oltre 1.000 posti di lavoro. Mentre chiudiamo con un forum del Messaggero del lunedì, il quotidiano Friuli Venezia Giulia, sul sistema della sanità friulana. Non può restare così com'è, presto un nuovo modello, dice l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi. L'emergenza sono i medici, i migliori vanno dove la casistica è alta. Sul punto nascita decideremo a giorni, la scelta spetta alla politica e non alla piazza. Ma lasciamo anche il tema della sanità e torniamo alle prime pagine di oggi. Il quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, si occupa del Papa a Camerino, il grido del Papa, a 3 anni dal terremoto, in chiesa col casco, sisma dimenticato, mantenete le promesse, dice giustamente il Papa, mentre in primo piano c'è anche il commento di Michele Brambilla sui giudici, la magistratura e via dicendo. La magistratura è tutto un mondo di mazzette, impunità, raccomandazioni, intrallazzi con la politica? No, ma no, come la politica non è tutto un mondo di corrotti, così come i professori universitari non sono tutti baroni, la sanità non è solo mala sanità e perfino i giornalisti non sono tutti cialtroni. Se c'è una cosa che spero resti di questa inchiesta sul CSM è la fine delle generalizzazioni, scrive Brambilla. È perfino banale osservare che non si può dividere l'umanità in categorie buone e categorie cattive. La linea di demarcazione fra il bene e il male non è fra un gruppo di uomini e un altro gruppo di uomini, ma all'interno del cuore di ciascuno, diceva Sant'Agostino, di ciascun uomo, perché ognuno di noi ha qualcosa da farsi perdonare. Mi fa inorridire sentire qualcuno che dice di sé: sono una persona onesta, una persona per bene. Nel momento in cui afferma una cosa del genere ha già compiuto un atto di disonestà, una menzogna, perché di esseri umani concepiti senza peccato originale ne risulterebbe uno solo, anzi una sola. Il giusto pecca 7 volte al giorno, dice la Bibbia, però va pur detto che ad avere alimentato questo mito della contrapposizione fra ladri e onesti è stata la narrazione leggendaria sull'assoluta purezza della magistratura. Ci sono stati giornalisti e movimenti politici che hanno costruito le proprie fortune dipingendo l'Italia come uno dei paesi più corrotti del mondo, i politici ladri, gli avvisi di garanzia, testi sacri. Adesso si scopre, che strano, che anche fra i magistrati non ci sono soltanto, scrive Michele Brambilla, anche fra i magistrati non solo ci si può essere chi sbaglia, ma pure chi è in malafede. Il risultato è che la fiducia nella magistratura è passata dal 95% dei tempi di Mani Pulite all'attuale 44%. Il vero danno non l'hanno neanche fatto i magistrati finiti ora sotto inchiesta, ma i moralisti che li hanno idolatrati. Chiedo scusa se passo da Sant'Agostino ad Andreotti, ma la citazione è troppo bella. Distinguerei le persone morali dai moralisti perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, non hanno il tempo di praticarla, disse Andreotti. Intanto, sempre dal quotidiano nazionale, Salvini l'americano cerca l'asse con Trump, il viaggio negli Stati Uniti, il vice premier si offre come alleato nella partita con l'Unione Europea, scrive il quotidiano nazionale. Il nodo è quello dei rapporti con la Cina e con la Russia, incontri alla Casa Bianca col segretario di Stato e il vicepresidente Pence. Mentre di un prete, Don Giorgio De Capitani, si occupa Gabriele Canè, il prete che spara al capitano, appunto, scrive Canè. Don Giorgio De Capitani è un prete che ragiona, anzi che fa dei ragionamenti, e non è la stessa cosa. Per di più, quando mette in azione il cervello si filma perché il suo pensiero abbia la massima diffusione. In tanti sappiamo che Don Giorgio vuole uccidere o far uccidere Salvini. Lo ha detto in un video sul suo canale YouTube con un sillogismo. Un pazzo? Un esaltato? Niente di tutto ciò, un ragionatore di cui andiamo rapidamente a riassumere le riflessioni. Dice Don Giorgio: se Salvini plaude a chi ammazza un ladro entrato in casa sua, perché non posso pensare di uccidere Salvini che sta rubando democrazia, libertà e futuro? Insomma, è vittima di un furto, vuole difendersi facendo secco il rapinatore. Legittimo.
Oddio, forse non ha letto bene la nuova legge in materia che non trasforma il paese in un Far West. Forse è rimasto indietro nella lettura delle scritture, o dove abita lui non è arrivato il Nuovo Testamento, quindi resta sempre valido, occhio per occhio, il Dio vendicatore. Sta di fatto che non ci troviamo di fronte a un killer umorale. Don Giorgio ragiona, e non da oggi, ha acceso ceri perché venisse un ictus a Berlusconi. Ha definito i nostri soldati in Afghanistan mercenari, farabutti e criminali. Ce l'ha col Papa che vuole appendere a qualche pennone. Qualcuno dirà, Don Giorgio fa ragionamenti ma sragiona, lasciatelo perdere. D'accordo, diciamo solo che oltre a non avere più una parrocchia, non dovrebbe avere più nemmeno l'abito, che probabilmente non indossa. Oltre al vescovo dovrebbe occuparsi di lui il codice penale. Il problema è che il nostro eroe non è solo. Per Donaldo Antonelli abruzzese Salvini è fascista e deve scomparire. Per Don Paolo di Agliana, con la legge Salvini Gesù sarebbe morto, risultato ottenuto anche da Pilato. Insomma, i ragionatori dilagano dai pulpiti e nei social. Concludendo, scrive Gabriele Canè, Salvini non ha certo bisogno di essere difeso, la Chiesa neppure, ma forse dai troppi Don Giorgio ha più bisogno di essere difesa lei. Intanto il rapper Fedez finisce a processo a Livorno. Secondo il procuratore Rizzo avrebbe diffamato via social la giornalista Chiara Giannini, autrice del libro intervista a Matteo Salvini, edito da Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound. Prima udienza 5 dicembre prossimo. Fedez a processo per diffamazione, offese la biografa del leader leghista. Avrebbe definito la giornalista giornalaia, indirizzandole la frase giornalista di Libero, dall'inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine, e accusandola di aver pubblicato un articolo fasullo su di lui. Andiamo rapidamente alla pagina dedicata al terremoto, al Papa con i terremotati. Promesse a vuoto, dice il pontefice a Camerino, dove la ricostruzione è ferma. Non vi possono dimenticare. Il Papa ha incontrato le giovani generazioni. Bisogna sempre rialzarsi, ha detto loro. Francesco, nel primo pomeriggio di ieri, nel corso di un botta e risposta reso noto dal Vaticano, ha chiesto il Papa ai bimbi della prima comunione come ci aiuta Gesù, ti dà la mano per rialzarti, ti tira sempre su, abbiate sempre questo ricordo, ma i lavori si sono lasciati ingabbiare dalla burocrazia, generando sconforto. Vox Populi, Vox Dei, voce di popolo, voce di Dio, commenta Beppe Boni, ma vale il contrario. Se la voce è quella di Dio o di chi lo rappresenta, significa che è reale anche il pensiero dei cittadini. Un disagio non ancora sanato nelle Marche, spazzate dal terremoto del 2016. Mentre da Firenze, sempre dal Quotidiano Nazionale, stupra studentessa, clandestino arrestato, una ventenne sequestrata e torturata per ore. L'albanese ha una sfilza di precedenti, il racconto dell'orrore alla polizia. Ho dovuto aspettare che dormisse per fuggire. Questo è accaduto appunto a Firenze. Mentre lasciamo il Quotidiano Nazionale con un'ultima segnalazione: addio carriera e soldi, faccio il sindaco. Lascia il dottorato in Finlandia per un piccolo comune in quel di Rovigo, Gaiba, da 2.500 a 970 euro. Nicola Zanca è il neo sindaco di Gaiba. Ha lasciato un dottorato di ricerca a Helsinki. Voglio utilizzare l'esperienza fatta al nord per migliorare la mia terra, dice il 34enne che rinuncia alla carriera di ricercatore all'estero, così racconta il Quotidiano Nazionale. Ma adesso vediamo rapidamente le altre prime pagine di oggi. Da Repubblica: i dimenticati del terremoto, Papa Francesco a Camerino, nessuno si scordi di chi è in difficoltà, le promesse non svaniscano, dice il Papa. Dopo quasi 3 anni e 3 governi, la ricostruzione non è ancora partita, i paesi stanno morendo. Poi c'è l'inchiesta sulla magistratura, quel colloquio in Cassazione. Dalla Procura di Perugia è partito, alla volta del CSM, un nuovo faldone di carte e sarà una nuova onda destinata a travolgere ciò che resta politicamente dei parlamentari del PD, Lotti e Ferri, scrive Carlo Bonini. Ilvo Diamanti nelle sue mappe del lunedì: la sinistra è fuori gioco, viviamo tempi incerti, l'incertezza si diffonde. Ci stiamo abituando, i gruppi sociali più preoccupati di quel che avviene attorno a loro e a noi sono i più periferici, i più marginali, insomma né destra né sinistra, cresce l'Italia che sta fuori. 1/3 degli italiani non si riconosce più nella storica divisione e vince l'antipolitica. Da segnalare ancora in prima pagina: chi eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica? Il Quirinale la vera posta in palio, scrive Concita De Gregorio. Questo Parlamento, se non si va a votare prima, eleggerà appunto il prossimo Presidente, un Parlamento a maggioranza grillina
Lega in minoranza, scrive Concita De Gregorio, dietro il balletto della crisi, le grandi manovre del successore di Mattarella 2022 e su quale Parlamento dovrà eleggerlo. Ma c'è anche da segnalare il commento di Federico Rampini su cosa aspetta Salvini a Washington, il viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti, commentato dallo storico corrispondente di Repubblica Federico Rampini. Si incontrano oggi a Washington le anime gemelle dei sovranisti italo-americani. Matteo Salvini vedrà il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo. Salvini sognava Trump, ma ragioni di gerarchia e protocollo hanno reso l'incontro impossibile. Comunque è un riconoscimento indubbio per un semplice ministro degli interni e vice premier essere accolto da ben due pesi massimi dell'amministrazione americana. I suoi interlocutori hanno capito che è lui l'uomo forte del governo italiano, scrive Rampini, da coccolare in una fase di turbolenze internazionali che sconquassano la solidarietà atlantica. Pence è legato alla destra fondamentalista cristiana, capisce e apprezza l'uso del crocifisso che fa Salvini. Pompeo è uno dei falchi della politica estera. Preferisce la linea di Salvini anziché Conte o Moavero su temi come le politiche migratorie e la sicurezza nel Mediterraneo. Le simpatie ideologiche però non si traducono in sinergie concrete. I dossier che separano Italia e Stati Uniti sono tanti e in aumento. Sorrisi e pacche sulla schiena non cancellano le divergenze. Gli Stati Uniti hanno criticato uno degli atti importanti della politica estera del governo Conte, la firma del memorandum d'intesa con la Cina in occasione della visita di Xi Jinping, per cui l'Italia è finora l'unico paese del G7 che aderisce alla nuova via della seta. La Casa Bianca parlò di un errore che consegna potenzialmente le infrastrutture italiane a interessi strategici cinesi. Poi c'è stato lo strappo sul Venezuela. L'Italia, unico grande paese europeo a barcamenarsi in un'equidistanza vetero-castrista fra l'autocrate Maduro e Guaidó, dissociandosi da Washington e dai paesi sudamericani. Su questi due dossier non basta che Salvini scarichi le colpe su Di Maio. Se lui è l'uomo forte, gli americani si aspettano che la politica estera non la facciano i 5 Stelle. Poi c'è un problema di Salvini, la sua simpatia per Putin. Per quanto l'attrazione verso il nuovo zar sia condivisa da Trump, la politica estera americana è tutt'altro che filorussa. Su impulso decisivo di John Bolton e del Pentagono, c'è un indurimento verso Mosca. Lo confermano le prove di cyberguerra che i militari americani stanno facendo ai danni della rete elettrica russa e i ripetuti appelli ai paesi della NATO perché aumentino le spese militari con i risultati modesti sull'Italia. Tutte queste divergenze possono spiegare lo schiaffo americano sulla Libia quando Trump si è alleato con Macron appoggiando il generale Haftar, isolando l'Italia. Ci sono anche fior di ragioni per cui Salvini dovrebbe lamentarsi con Pence e Pompeo. Pende la minaccia di nuovi dazi contro l'Europa. Trump vuole colpire le auto tedesche ma danneggerebbe la componentistica made in Italy in zone padane dove la Lega ha un radicamento storico. Ci sono anche il Prosecco Veneto e altri vini italiani nella lista dei dazi americani. Le aziende italiane sono colpite da sanzioni contro l'Iran, un paese dove si erano riaperte per noi opportunità economiche. L'extraterritorialità delle sanzioni americane è illegale per l'Europa. Salvini farà bene a ricordarlo, è il paradosso del nazionalismo. Più ciascun governo è coerente nel difendere le proprie constituency nazionali, più rischia di danneggiare il sovranista della porta accanto. Salvini ha assaggiato il problema con i nazionalisti dell'Europa orientale o nordica, sui migranti o i conti pubblici. America First e il sovranismo con gli steroidi non fa regali a nessuno. Intanto, a proposito di politica estera, vi segnalo su Repubblica una pagina interessante di Ettore Livini dalla Danimarca: meno migranti, più welfare. Così nasce la ricetta scomoda che salva la sinistra danese. A Copenaghen il Partito Socialdemocratico ha vinto le elezioni rinnegando l'idea di accoglienza, ma la scommessa, secondo molti, mette a rischio l'anima del paese, scrive Repubblica. Adesso lo citiamo soltanto perché non facciamo in tempo a leggerlo, comunque l'articolo è interessante. Vediamo anche l'apertura della Stampa, la rivolta dei magistrati traditi dal CSM. Da Torino a Palermo nelle procure esplode il malcontento dei magistrati, delle toghe. La Verità sullo stesso tema apre: pulizia etnica tra le toghe. Uno stillicidio di notizie coperte da segreto ha abbattuto ben 4 consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, scrive in prima pagina Giacomo Amadori. La corrente di maggioranza si ritrova in minoranza, un ricambio che sterza
a sinistra, scrive appunto La Verità. E poi in primo piano il commento di Maurizio Belpietro sulla magistratura, caos nomine e in atto un ritorno al passato, scrive il direttore del quotidiano La Verità. I giudici cercano di restaurare l'ancien régime. In primo piano anche il pezzo di Francesco Borgonovo, il Nobel dell'accoglienza che ci rispedisce gli africani sedati. Siamo dalle parti di Angela Merkel. Altro che accoglienza, la Merkel rimanda in Italia 60 immigrati al giorno sedati. La cancelliera, lodata dai buoni, applica alla lettera l'accordo di Dublino. Salvini può fare una sola cosa: fermare le partenze. E ancora in primo piano sull'immigrazione. Dalla Verità di oggi, furbetti dell'assegno sociale, il pezzo di Fabio Amendolara, le pensioni minime costano 330 milioni, le erogazioni per gli extracomunitari sono cresciute del 300% al netto delle truppe. Gli stranieri troppo anziani per lavorare, con redditi troppo bassi, hanno diritto, come gli italiani, alla pensione sociale, ma i controlli hanno stanato 500 furbi che percepivano l'assegno pur essendo tornati nei loro paesi, dove con 450 euro al mese si vive da nababbi. C'era perfino la coppia di tunisini che intanto faceva affari nel Principato di Monaco. Altro che immigrati che ci pagano la pensione. Per i sussidi è l'INPS a spendere quasi 330 milioni all'anno. E ancora in primo piano sulla Verità il business della droga, soldi dati a pioggia alle comunità di recupero, ma zero verifiche sulle terapie. Poi abbiamo le interviste del lunedì. Stefano Buffagni, dai 5 Stelle i cittadini volevano di più, l'intervista è di Daniele Capezzone. Alberto Bagnai, intervistato da Martino Cervo, una procedura di infrazione farebbe peggio all'Unione Europea che non a noi, dice il senatore leghista presidente della Commissione Finanze del Senato. Tria risponderà con i numeri: il Paese può aspirare a una vicepresidenza e a un portafoglio pesante in commissione. Riformeremo la governance di Banca d'Italia. Cambiare le regole europee, il nostro consenso crescerà sia se la risposta sarà razionale, cioè se verranno modificate, sia se sarà di chiusura. E poi ancora, a proposito di interviste, Massimo Cacciari: la sinistra torni a essere radicale pure con il Movimento 5 Stelle. Lotti: Zingaretti lo cacci dal PD. Il cancro della corruzione ha contagiato la magistratura. La sinistra, a furia di inseguire il centro, è finita prigioniera del centro storico. Torni radicale anche a costo di allearsi con i 5 Stelle, dice Cacciari. Con ciò lasciamo anche la prima pagina della Verità, vediamo l'apertura del Fatto Quotidiano del lunedì, con una intervista al ministro Bonafede. Intercettazioni, niente limiti ai PM né bavagli alla Stampa, risponde Bonafede sul Fatto alle minacce della Lega. Lo spazzacorrotti ha dato uno strumento fondamentale come il Trojan, il virus che ha fatto scoprire anche lo scandalo del CSM. Va riformata la giustizia, il tempo dei gattopardi è finito. Intanto terremoto all'Associazione Nazionale Magistrati, lascia Grasso il nuovo segretario Poniz, dice tra le toghe una gigantesca questione morale. Niente bavagli, divulgare tutto ciò che è di interesse pubblico. Il ministro della giustizia che chiude al carroccio sulle intercettazioni e difende il Trojan che ha fatto scoprire lo scandalo CSM. Possibile l'elezione tramite sorteggio per il Consiglio Superiore della Magistratura, niente ruoli direttivi per gli ex membri. Bisogna avviare le riforme di cui tanti hanno parlato. Senza fare nulla non c'è più spazio per i gattopardi. Ogni tanto preferirei ascoltare di persona le proposte della Lega anziché leggere prima sui giornali. Così il ministro Bonafede in apertura sul Fatto Quotidiano di oggi. Mentre dal Fatto passiamo al Libero. Salvini sotto esame di Trump. Il leader leghista oggi a Washington a parlare di tasse e di immigrati. L'amministrazione americana chiederà al vice premier chiarimenti su 7 punti. Se passa il test potrà pensare in grande, così scrive in primo piano Alessandro Giuli. I punti sono il Venezuela, gli F-35, i caccia, l'Europa o quel che ne resta, la via della seta, la posizione su Londra, la Brexit, Mosca, i rapporti con Putin e infine l'Italia, non per caso in coda alla lista, il 7° punto. L'amministrazione americana si aspetta realismo nella separazione tra gli affari interni e la politica estera. Salvini e Di Maio sovrani a casa loro, liberissimi di incarnare un'anomalia, ma fuori dai confini la tutela dell'interesse nazionale deve combinarsi con una scelta di campo chiara. L'atlantismo non può essere soltanto una declamazione retorica.
mentre a proposito di gente che vorrebbe sparare, c'è anche l'anziana Natalia Aspesi: sparerei ai 2 vice premier, dice la storica giornalista di Repubblica. Aveva detto se vincono i 5 Stelle mi sparo, poi fortunatamente ci ha ripensato, però l'ossessione per Salvini e Di Maio non è venuta meno. Sono una vecchia strega casalinga, ho scelto la sopravvivenza fantasticando ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio. Anziché spararmi a causa loro, pian piano ho maturato la fantasia di sparare a loro. Devo dire che la legge sulla legittima difesa mi è venuta incontro, nessuno può più negarmi di imbracciare un Kalashnikov. Sono vecchia e sola, gravemente turbata dalla condizione disperata degli italiani. Ho tutto il diritto di fare una strage. Sono terrorizzata dagli italiani, più il paese corre verso l'autodistruzione, più loro adorano i propri carnefici. Così la storica firma di Repubblica. Mentre lasciamo la prima pagina di Libero con i giudici sotto shock, commenta Giuliano Zulin, sanno solo dimettersi, e il PD isolato e dilaniato. Pronto il funerale di Zingaretti. C'è da segnalare infine il commento di Vittorio Feltri sui monopattini, armi troppo pericolose, i monopattini che stanno girando nelle città. Rischiamo un'ecatombe. Così Libero in prima pagina. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. Ed eccoci, come tutti i lunedì, io lo ringrazio, in collegamento telefonico con Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi. Allora, ci sono tanti argomenti di cui possiamo parlare oggi, partendo dal viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti. Abbiamo letto diversi articoli oggi, un viaggio importante, mi sembra, sotto molti profili, anche in termini di collocazione geopolitica o comunque di ribadire alcune linee di fondo, lo ha detto anche lo stesso Salvini. L'Italia vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale. Faremo la tassa piatta, la flat tax, e l'Europa se ne farà una ragione, perché nell'Unione Europea ci siamo non per le briciole, ha detto Matteo Salvini. Insomma, delle dichiarazioni importanti con un'agenda politica per il prossimo futuro piuttosto interessante. Ma c'è anche il voto in Sardegna, a Cagliari avanti il candidato del centrodestra, ad Alghero già al primo turno ha vinto il candidato, e c'è il primo sindaco sardo di un piccolo paese del Sassarese, ma comunque una notizia anche questa ripresa in primo piano nella pagina Facebook di Matteo Salvini. Insomma, e poi c'è anche la cronaca parlamentare con l'arrivo in aula domani, credo, del decreto crescita. Da dove vogliamo partire, Riccardo? Allora, prima di tutto facciamo i complimenti al nostro primo sindaco in Sardegna, insomma, quindi la Lega raggiunge anche quella terra dopo l'esaltante risultato delle elezioni regionali, dell'elezione di Solinas, nostro senatore, presidente della regione. Ora arriva anche il primo sindaco, quindi vuol dire che anche lì si sta lavorando bene in una terra che insomma fino a poco tempo fa non era stata mai toccata dalla Lega. Ecco, quindi questo dà il metro dello stato di salute del nostro movimento. Per quanto riguarda la visita negli Stati Uniti, è chiaro che se noi ci poniamo l'ambizione di riformare l'Europa, come Salvini dice, come la Lega dice da anni, e quindi fondamentalmente il nostro obiettivo principale è far cambiare le regole legate ai parametri di spesa, legate ai vincoli di bilancio, legate alla struttura della Banca Centrale Europea. Se noi vogliamo essere i portatori di questa idea riformista, per forza di cose abbiamo bisogno della sponda degli Stati Uniti.
per forza di cose, se noi vogliamo rompere il cosiddetto asse franco-tedesco, che è quello che tiene in piedi oggi l'apparato europeo, soprattutto che fa asse sulla difesa a oltranza di determinati vincoli, salvo poi non rispettarli quando toccano a loro, c'è bisogno di un alleato forte che non possono che essere gli Stati Uniti d'America. Quindi sicuramente dal punto di vista politico è una mossa assolutamente giusta, e aggiungo anche altro: è importante che si rassicuri gli Stati Uniti d'America sulla nostra lealtà, sulla nostra alleanza, dopo le polemiche che sono ingenerate per il famoso discorso della Belt and Road, della via della seta con la Cina. Sì. Aver fatto parte di quel protocollo sicuramente può aver irritato qualcuno degli Stati Uniti, per quanto poi sia un accordo non vincolante, per quanto di fatto siano stati estromessi tutti i patti che prevedevano investimenti diretti cinesi nelle nostre infrastrutture, più che altro un accordo commerciale, ma dal punto di vista politico sicuramente questa scelta ha fatto molto discutere, perché qualcuno ha pensato che l'Italia uscisse dalla sua collocazione naturale, che è quella atlantica. Devo dire con forza, la nostra collocazione è quella, quindi è quella con gli Stati Uniti, con l'Europa, con la NATO, e l'Alleanza Atlantica è sicuramente importante per un grande paese come il nostro. Ecco, per quanto concerne invece il decreto crescita, andiamo più strettamente all'agenda parlamentare. Questa settimana arriva in aula, no? Quali sono i punti cardine? In questo momento si sta svolgendo il tavolo di maggioranza a Roma, dove c'è il nostro relatore del provvedimento Giulio Centemero, che mi sta aggiornando in presa diretta. Diciamo che molti dei nodi di contrasto tra noi e 5 Stelle li abbiamo sciolti, quindi credo che questo provvedimento oggi possa finire su iter in commissione e quindi domani arrivare in aula per la fiducia. Quali sono le misure più importanti? Sicuramente è passato un nostro emendamento che riapre i termini della cosiddetta rottamazione ter e della misura del saldo e stralcio, quindi di quelle 2 misure della pace fiscale che tanto sono piaciute agli italiani, dati alla mano, perché c'è stata una grandissima risposta da parte dei contribuenti, circa 1.700.000 famiglie, imprese hanno aderito a questa misura, e quindi proroghiamo i termini fino al 31 luglio per della pace fiscale. È prevista l'introduzione del superammortamento al 130%, che è qualcosa che le imprese chiedevano, che significa che le imprese potranno scalare dalle tasse gli investimenti produttivi nella propria azienda, quindi questa è un'altra cosa molto importante. C'è il pacchetto cosiddetto Salva Comuni, che è un'altra norma su cui c'è stato un forte scontro tra noi e 5 Stelle, perché tutti ricorderanno quando si parlava del Salva Roma, noi abbiamo stoppato questa iniziativa, abbiamo fatto presente che si poteva fare un intervento a favore di Roma, cioè che in questo caso si tratta di andare a ricontrattare i mutui della capitale, a patto che si facessero anche degli interventi normativi per dare fiato anche agli altri comuni, sia più piccoli e capoluoghi di provincia, non solo al comune di Roma. Il cosiddetto Salva Comuni contiene una misura per Roma, ma contiene anche misure che servono a tanti altri enti locali. Una fu tutte la possibilità, in base alla fascia di popolazione, di spalmare i debiti a bilancio su più anni rispetto a quelli che ci sono adesso, per permettere l'operatività piena di questi enti. Quindi questa è un'altra norma molto importante che è stata approvata. L'aumento della deducibilità dell'IMU sui capannoni, quindi già avevamo fatto il 40% in legge di bilancio, si passa al 50% e si prevede di arrivare al 60% l'anno prossimo, quindi questo è un altro intervento importante a favore delle imprese. Resta il nodo dell'ILVA, che è il nodo su cui in qualche modo stiamo discutendo, perché c'è l'interpretazione di una norma che secondo l'ArcelorMittal, quindi i nuovi acquirenti dell'ILVA, l'accordo prevedeva una tutela sui tempi per la realizzazione degli impianti ambientali, che questo decreto invece interromperebbe a settembre. Quindi c'è ancora questo aspetto da approfondire, soprattutto viste le ricadute occupazionali dell'ILVA. Stiamo parlando di 15.000 persone, quindi è un tema molto delicato. Questo direi che è l'ultimo nodo ancora da andare a chiarire con i 5 Stelle, ma ci stanno lavorando. Allora, a proposito dei 5 Stelle, qual è il punto di vista della Lega sul salario minimo? Ma guarda, sul salario minimo noi non siamo contrari assolutamente, però riteniamo che sia sbagliato approvare una legge sul salario minimo che di fatto estromette il rappresentante sindacali. Quindi la nostra proposta qual è? È quella di prevedere una legge sul salario minimo in quei settori dove non vige un contratto collettivo nazionale, dove non vige un contratto aziendale.
quindi dare la tutela ai lavoratori che non sono rappresentati, quindi che non fanno parte per tipo di professione o per mancanza di iscrizione a un sindacato, che non sono rappresentanti, quindi non hanno tutela, ma ove invece ci siano degli accordi sindacali molto spesso sono migliori dei 9 euro lordi all'ora che vengono proposti da Di Maio. Per questo noi non vorremmo che una misura che nasce con l'intento di tutelare i lavoratori rischi di diventare invece una misura di deflazione salariale. Quindi la nostra idea è bene il salario minimo, ma soltanto per quel tipo di attività e quel tipo di contratti che non sono già coperti da un accordo sindacale. Per quanto riguarda il taglio delle tasse, oggi ci avevamo sotto mano Libero mentre ci collegavamo con te e c'è un'intervista del direttore Senaldi al ministro Fontana, no? Il quale dice che il taglio delle tasse è la vera questione. No? Io ho a cuore l'autonomia da Veneto, però la battaglia campale per aiutare il paese è la riduzione delle tasse. Su questo c'è accordo con i 5 Stelle? Ma sicuramente sì, cioè adesso anche Di Maio ha detto più volte che bisognerà lavorare a un'ipotesi di flat tax. Quello che noi dobbiamo capire, questo lo potremo capire solo facendo la legge di bilancio, è quanto denaro noi vorremmo lasciare in circolo, quanto denaro noi vorremmo lasciare nelle tasche di lavoratori, imprese e famiglie, e una volta fatto questo calcolo di quanto può occupare la flat tax potremo decidere la platea e decidere il criterio. Quindi questo è il lavoro che andrà fatto. Quindi l'idea di farla c'è, il come farla stanno studiando diversi progetti, ma dipenderà molto dalla futura legge di bilancio quanto potremo investirci su questa flat tax, ma che sia il punto nodale per il rilancio dell'economia, l'abbassamento delle tasse, e aggiungo la sburocratizzazione e la velocizzazione del sistema della giustizia. Questi sono i temi principali per la ripresa economica, è una valutazione che mi vede completamente d'accordo. Ecco, altra questione, brevemente Riccardo, andiamo sul tuo Piemonte, la nuova giunta regionale, la giunta Cirio, tu hai augurato buon lavoro alla numerosa squadra della Lega in giunta regionale. Di che cosa si deve occupare la giunta regionale secondo te? Quali sono le priorità? Sono 7 mi sembra gli assessorati alla Lega. Sì, diciamo che su 11 la Lega ha 7 assessori, quindi insomma siamo molto ben rappresentati, avremo 23 consiglieri regionali. Proprio stamattina faremo la prima riunione di gruppo a Torino con i nuovi eletti, con gli assessori, e la legislatura insomma di fatto sta partendo, la giunta è già fatta. Le priorità sul Piemonte sono tante. La prima in assoluto, per una questione di scadenza di tempi, è una ricognizione sul mancato utilizzo dei fondi europei. Piemonte, come tutte le regioni, è l'ente che è deputato a utilizzare i fondi europei, fare i bandi, e il Piemonte ha speso circa il 20% dei fondi che gli sono stati assegnati. Il problema è che questi fondi, se non vengono utilizzati entro l'anno prossimo, il Piemonte li perde. Quindi la prima cosa è sicuramente fare una ricognizione su quello nei vari assessorati e velocizzare l'uscita dei bandi e la programmazione dei progetti. Altra cosa politica invece è quella dell'autonomia, che per noi deve essere assolutamente una priorità. Anche il Piemonte deve dotarsi di una propria richiesta allo Stato centrale per l'autonomia differenziata, esattamente come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Queste sono le due prime cose, diciamo, da fare, una più operativa e una più di respiro politico. Poi è chiaro che in base ai vari assessorati ci sono tante criticità. Sulla sanità si potremo stare a parlare delle ore, sull'agricoltura ovunque guardi ci sono problemi, questo è tipico un po' di tutte le regioni. Bene, quindi siamo agli esordi, diciamo, per la nuova giunta, e comunque una regione importante che torna a comporre il panorama del centrodestra, no? Nel suo completo praticamente. Certo. In quello che in tutto l'arco del nord, diciamo, ormai ha una certa omogeneità, e non solo. Ultima questione, Riccardo, la questione della riforma della giustizia. Se ne è parlato in questi giorni, lo ha ribadito anche Matteo Salvini. Oggi c'è un'intervista al ministro Bonafede sul Fatto Quotidiano, l'abbiamo citata prima, e il ministro Bonafede dice sostanzialmente che preferirebbe ascoltare di persona le proposte della Lega anziché leggerle prima sui giornali. Ma quali sono i cardini verso i quali si va in questo tema all'ordine del giorno per tutto ciò che sta emergendo sulla gestione correntizia e politica targata PD, sostanzialmente il vecchio PD renziano, ma non solo, della magistratura? Beh, sicuramente in questo momento una riflessione sulla organizzazione del GSM va fatta, e su quelli che devono essere i criteri per scegliere i vertici della magistratura italiana va fatta, anche perché insomma questa vicenda ci offre un quadro che, diciamo, per i più addetti ai lavori non era ignoto, ma forse lo era per l'opinione pubblica, e finalmente che ha potuto rendersi conto insomma
di quali siano a volte le logiche di scelta dei vertici della magistratura, e questo dico è un problema soprattutto per la stragrande maggioranza dei magistrati, che sono persone invece che lavorano assolutamente nell'interesse della giustizia, con dedizione e molto spesso anche in situazioni complicate. Quindi prima di tutto non fa onore alla magistratura e fa arrabbiare i magistrati, diciamo, per bene, che magari non riescono a fare carriera perché non appartengono a determinate correnti o non si prestano a determinate pratiche. Quindi sicuramente in primis per rispetto a loro cambiare quello che è il sistema dei nomini della vertice della magistratura ed evitare che la progressione di carriera si faccia per correnti e facendo di fatto politica piuttosto che lavorando nell'interesse della giustizia. Questo è un tema. C'è poi il tema della velocità dei processi. Noi siamo un paese dove nessuno viene a investire perché non si ha la certezza, non parlo solo del penale, parlo soprattutto del civile, non si ha la certezza dell'escursione dei crediti. A incassare un credito ci possono volere negli anni, è una cosa che in qualsiasi altro paese del mondo è impensabile. Noi abbiamo i tribunali italiani ingolfati di cause assolutamente inutili, bagatellari, parlo sempre del civile. Noi dovremmo trovare un sistema per cui a processo si arrivi solo per le questioni di una certa rilevanza, diversamente avremo un sistema ingessato per beghe di cortile e poi di fatto con un sistema della giustizia che non può occuparsi di quelle che sono le vere priorità anche per la nostra economia. Questo sul punto di vista civile, quindi una riforma dei riti per velocizzare i processi, ma soprattutto io direi una soglia di accesso al tribunale, alle cause, e potenziando gli organismi di mediazione, evitando che appunto si arrivi davanti al giudice per le stupidaggini. Questo sul civile potrebbe essere sicuramente un'idea. E poi, voglio dire, sul penale ci sarebbe da dire molto, sul fatto che abbiamo una quantità infinita di reati che di fatto danno una discrezionalità quasi totale ai magistrati di inserire una condotta in una fattispecie piuttosto che in un'altra. Servirebbe un codice penale molto più snello, con molti meno reati, e come in tutti i paesi, diciamo, democratici del mondo, una regola tale per cui quello che non è vietato esplicitamente non costituisce reato, diversamente non ci può essere certezza del diritto, e noi che abitiamo in questo paese siamo preoccupati. Chi invece in questo paese deve venire a investirci o a lavorarci semplicemente non lo fa, perché nessuno va a stare in un posto dove tu non sai e non sei mai sicuro quando fai una pratica o segui un percorso, se lo stai facendo nel modo corretto o no, perché la norma può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, questo è un problema molto complesso, però diciamo che le criticità principali sono queste qua. Bonafede dice che vorrebbe sentire le nostre proposte, diciamo che anche noi non è che siamo stati particolarmente coinvolti sui provvedimenti a sua firma, so che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri, per noi questa riforma la sta seguendo il ministro Bongiorno, quindi insomma Bonafede credo che la Bongiorno la veda al Consiglio dei Ministri, si possano parlare, e so che ci saranno degli incontri anche con i nostri responsabili di giustizia di Camera e Senato delle rispettive commissioni, e inizieranno a scrivere qualcosa, perché per adesso effettivamente non c'è ancora un testo elaborato e condiviso. Bene, allora io ringrazio davvero Riccardo Molinari che è stato con noi, buona settimana parlamentare non solo, buon lavoro, grazie al capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte, buongiorno Riccardo. Grazie a voi, grazie a tutti. A tutti. Ci sentiamo presto. Qui Parlamento. Torniamo brevemente invece noi ai quotidiani di oggi con Il Giornale che apre sullo scandalo magistratura, giustizia decapitata, via i vertici del CSM, serve una riforma ma quella grillina è un pericolo per il paese, e Bagnai shock, Bruxelles cerca lo scontro con metodo mafioso, dice Alberto Bagnai, così rimette Il Giornale in primo piano. L'altro titolo invece ha a che fare con Forza Italia e il governatore ligure Toti che non ha più alibi. Un sondaggio dice che all'1% Toti non ha più alibi, ha 10 giorni per decidere cosa fare, dice Silvio Berlusconi ai suoi. Colui che è stato il suo delfino chiedeva elezioni interne, un partito scalabile. Al Consiglio di Presidenza di Forza Italia sono state ventilate le primarie. Berlusconi non crede alle potenzialità del governatore ligure perché i numeri circolati nel partito lo danno tra l'1 e l'1,5%, mentre Fausto Biloslavo si occupa in prima pagina sul Giornale di politici, attori e rockstar, ecco chi paga l'invasione, il caso della Sea Watch che riapre il dibattito sui finanziamenti alle ONG
che si occupano del recupero dei migranti in mare. Tra i sostenitori spuntano i nomi di VIP, attori, politici e star della musica. Open Arms, per esempio, è nata con i fondi di una compagnia marittima spagnola che ha ricevuto donazioni pure da Richard Gere e dalla squadra di calcio inglese del Manchester City. Sul giornale poi si affaccia anche quella notizia terribile: arrestato marocchino a Treviso perché ha cercato di dare fuoco alla figlia quindicenne che veste all'occidentale. Ha cosparso il corpo della figlia di benzina, ha tentato di darle fuoco perché aveva utilizzato un abbigliamento troppo occidentale. A salvare la vita alla ragazzina quindicenne di Arcade, Treviso, è stato solo il fatto che l'accendino del padre si è inceppato. L'uomo è stato arrestato, scrive il giornale in prima pagina. E adesso diamo un'occhiata anche ai quotidiani economico e finanziari del lunedì. In primo piano sul Sole 24 Ore la ricchezza all'estero degli italiani che perde 43 miliardi. Gli asset, i beni totali indicati nel 2018 nelle dichiarazioni dei redditi, sono calati a 175 miliardi, meno 20% su base annua. Non si ferma il flusso di capitali oltre frontiera. Il valore delle attività all'estero, gli importi indicati nel quadro RV della dichiarazione dei redditi, appunto in miliardi di euro, vedono 94 miliardi erotti di attività finanziarie, 47 nel 2018 le attività finanziarie sono 94 miliardi erotti, i conti correnti per 47 miliardi, 28 miliardi di beni immobili e poi altri beni, altre forme previdenziali. In totale abbiamo 174 miliardi di asset indicati nelle dichiarazioni dei redditi, erano 217 nel 2017, meno 43,6 miliardi. La ricchezza all'estero degli italiani è diminuita di 43 miliardi, mentre Milano è in testa su Stoccolma verso i Giochi Olimpici 2026, il confronto su 20 anni di eventi sportivi di rilevanza internazionale con Valtellina e Cortina. Il sistema Italia batte la Svezia 262-150 come capacità attrattiva. A 7 giorni dall'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, il Sole 24 Ore pubblica un'indagine sull'attrattività dei territori candidati a ospitare la manifestazione. La mappatura dei grandi eventi sportivi ospitati dal 2000 fino al 2018 premia Milano su Stoccolma. E intanto l'azienda vede i messaggi Facebook e licenzia la segretaria infedele, le prove sui social media che portano anche al licenziamento. Se ne occupa Marisa Marafino, una segretaria infedele, il datore di lavoro che porta in tribunale la chat privata sul cellulare aziendale anche senza previo accordo sui controlli. Ma poi c'è anche la questione della maturità, via l'esame delle novità per 520.000 da mercoledì, un conto da 130 milioni, il costo dell'esame di Stato e il rimborso per i commissari quest'anno appunto è da circa 130 milioni di euro. Si parte dopodomani con lo scritto di italiano per 520.000 studenti. La scelta tra tracce di 3 tipi, sarà 7 tracce di 3 tipi. Giovedì la temuta seconda prova mista, il classico sarà di greco e di latino. Poi ne parlerà domani la nuova rubrica Tutti a scuola alle ore 18 con Elena Centemero, mentre noi diamo uno sguardo anche a Repubblica Affari e Finanza. Repubblica Affari e Finanza ci porta nella cassaforte di Papa Francesco con Paolo Rodari a Città del Vaticano. È il momento per il Papa di riempire la casella lasciata vuota alla guida delle finanze vaticane dal cardinale Pell in carcere in Australia. Si accendono le rivalità tra curia e laici e intanto l'utile dello IOR si dimezza e la Chiesa anglicana macina utili. Quella poltrona vuota in Vaticano, la lotta per controllare i soldi del Papa. Il cardinale Pell è in carcere in Australia, Francesco deve scegliere il successore alla guida delle finanze vaticane. Si accendono le rivalità tra curia e laici, sono in scadenza tante tessere del mosaico. Un problema che mi preoccupa tanto è che non c'è chiarezza sugli immobili pervenuti per donazione o acquistati, ha detto il Papa. 700 milioni il patrimonio netto dello IOR contabilizzato al 31 dicembre del 2018, 98 dipendenti, l'organico dello IOR in progressiva riduzione da 5 anni.
400 milioni l'ammontare della custodia a titoli presso lo IOR nel bilancio 2018 dell'istituto, 16 milioni l'utile netto dello IOR l'anno scorso, si è dimezzato rispetto al bilancio del 2017. Anche la Regina ha il suo IOR, gli anglicani fanno profitti record, il patrimonio gestito dai Church Commissioners in 30 anni ha reso l'8,9% annuo, un risultato ottenuto evitando i titoli di Stato e dicendo molti no nelle assemblee delle società quotate. Dai terreni agricoli ai fondi Absolute Return, la ripartizione del patrimonio gestito dai Church Commissioners, altro che vendita di indulgenze, la Chiesa d'Inghilterra, quanto a fare cassa, ha pochi rivali, è seduta su una combinazione di antiche donazioni, investimenti, immobili e terreni per un valore complessivo stimato in 12,9 miliardi di sterline. Sempre poi dalla Repubblica, Affari e Finanza, vi segnalo un altro articolo di Eugenio Corsio sulla questione degli statali, l'Italia top per anzianità, così ha fallito il turnover. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono diminuiti del 7,5% in 10 anni, ma accusa l'osservatorio di Carlo Cottarelli, non è stata colta l'occasione per una redistribuzione razionale di servizi e funzioni. 3.240.000 il numero attuale dei dipendenti pubblici, erano 2,5 milioni 10 anni fa, 50,6 l'età media dei dipendenti pubblici, molto più alta della media OCSE. La sanità è uno dei servizi a rischio per la scarsa razionalità nella distribuzione dei dipendenti. Qualcosa si muove nella pubblica amministrazione, ma male. I dipendenti diminuiscono, sarebbe un'occasione per riorganizzare gli uffici. Invece il processo viene lasciato al caso. I tagli lineari alla spesa dei ministeri contribuiscono alla riduzione di spesa, ma lasciano zone d'ombra e confusione ancora peggiori. Irrazionale il blocco del turnover nei gangli dell'amministrazione. Questo è il senso del rapporto L'andamento dell'occupazione pubblica italiana dal 2008, sfornato dall'Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, diretto da Carlo Cottarelli. Il blocco del turnover ha colpito tutti i comparti tranne la scuola, paradossalmente proprio quello dove si poteva ridurre l'organico perché gli alunni sono scesi del 20%. Sempre poi dalla Repubblica, Affari e Finanza, ci sono 2 paginate dedicate ai mini botta, ai patacones, alle cambiali, ai mini assegni, tutti i fallimenti della finanza alternativa. La proposta di emettere titoli di debito per saldare i crediti delle imprese verso lo Stato è una strada già percorsa in passato e non ha mai funzionato. Poi c'è un altro articoletto dedicato invece ai mini assegni. Qualcuno li ricorderà, nel 1975, a metà degli anni 70, correva la fine del 75, una stramba invenzione. Gli spicci furono mangiati da inflazione, flipper e jukebox, non si trovavano più monetine, i negozianti davano i resti in caramelle, francobolli e gettoni, poi una banca inventò i mini assegni. 838 tagli furono messi in circolazione da una quarantina di banche e da qualche catena della grande distribuzione. Infine, sempre da Repubblica, Affari e Finanza, da segnalare l'intervista all'economista indiano, ex governatore della Banca Centrale Indiana, potrebbe diventare governatore della Banca d'Inghilterra, Raghuram Rajan. Un capitalismo più equo per combattere i populismi. L'economista, che potrebbe diventare il prossimo governatore della Banca d'Inghilterra, invita a sanare le aree di sottosviluppo dei paesi avanzati e a rilanciare queste comunità. In parte critica l'euro Rajan come progetto elitario. Le elite sono importanti, dice il banchiere, l'economista indiano, ma i progetti che perseguono devono essere spiegati e condivisi, altrimenti un giorno i cittadini si svegliano e capiscono che hanno sottoscritto un impegno più gravoso di quello che pensavano. C'è il senso di essere europei in Europa, ma forse ciò a cui le elite ambiscono è maturato più velocemente della solidarietà. Si pensi alla grande crisi, quando soldi dei contribuenti sono stati investiti per salvare la Grecia o le banche, e molti cittadini si sono detti: non ho mai sottoscritto questa cosa.
I politici devono ascoltare più attentamente i cittadini. La disponibilità a fare sacrifici deve coincidere di nuovo con gli obblighi ad aiutare gli altri paesi. La comunità e il capitalismo più equo, nelle parole dell'economista indiano che può diventare il numero 1 della banca centrale inglese. Ci risentiamo tra poco con Sulla Notizia. Intanto, se non l'avete ancora fatto, fatevi un bel giro sul sito di radiopadania.org. C'è la modalità per abbonarsi, per fare donazioni, per scaricare l'app. Abbonarsi è molto semplice, al modicissimo prezzo di 8 euro al mese. Potete semplicemente abbonarvi. Se siete già registrati c'è una casella apposta da cliccare, se bisogna registrarsi ce n'è un'altra. È molto semplice per sostenere la nostra radio RPL. Ci sentiamo tra poco. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo